Radio Milanite. Radio Milanite. Radio Milanite. Colori diversi. Stessa passione. Questo sarebbe Che calcio che fa, giusto? Sarebbe, ma in realtà è la sigla di Perry Mason, il famoso Ramon Barr. Ecco. Grandioso Raymond Barr, che faceva anche Ironside. Ironside, sì, quando è invecchiato è andato sulla carrozzella. Esatto. Era tosto, era tosto. Sì. Mi scherzava mica. Mortificatore e controcalcio. Siamo qui. Che calcio che fa? Che calcio che fa? Parleremo ovviamente, insomma, si denota, no? Da questa prima canzoncella che è andata in onda. Parleremo della nazionale, di questi... Il processo alla nazionale italiana di calcio. In questo saremo accusatori, avvocati difensori, non solo noi due, ma bensì anche con il nostro ospite Tommaso Lavizzari. Ciao a tutti. Ecco. Vi saluto oltretutto anche perché non siamo andati in onda settimana scorsa con C'era una volta Rai, riprenderemo questo giovedì, mi fa ancora più piacere essere qua con voi, ci tenevo particolarmente a venire alla vostra trasmissione. Aveva un po' il dente avvelenato quando abbiamo detto settimana scorsa, io vengo perché io devo venire. Me lo vedo, me lo sento, ecco. Soprattutto. Vabbè, allora, quindi diciamo che la logica di questa trasmissione, poi chiaramente Mortificatore che è molto ferrato, ma anche vedo Tommaso, io un po' meno, perché ho visto un po' meno partite, guarderemo anche chiaramente la questione, diciamo, dell'avanzamento degli ottavi delle varie nazionali, che sono delle cose molto molto interessanti, però sostanzialmente il processo all'Italia si deve fare, perché tutti gli anni, tutte le volte, tutte le varie spedizioni negative chiaramente hanno prodotto un processo e chiaramente una grande discussione tra le persone a fronte chiaramente di insuccessi. Quest'anno invece, questa è la mia personale sensazione, poi mi direte la vostra, la sensazione è quella di rimanere con il colpo in canna. Non è che uno debba fare l'accusatore a tutti i costi, però indubbiamente quando a una conferenza stampa mezz'ora dopo la partita il nostro allenatore arriva a dire io mi metto da parte perché chiaramente qua c'è gente che ha travisato il concetto del ringaggio eccetera eccetera, non rubo soldi agli italiani, ma direi che quella è una cosa secondaria. Prima parlerei del problema di natura, diciamo, calcistica, e quindi questa è la cosa. Dopo non se ne è più parlato e hanno spostato l'attenzione su Balotelli, quindi tutti questi temi li andremo a sviscerare. Cosa ne pensate? Ma sai che non so se siete d'accordo con me, io ho un ricordo molto vago dei mondiali del 70, ero molto piccolo, e un po' di più di quelli del 74 perché avevo 11 anni, quindi in quelle occasioni, cioè l'Italia che arriva da vice campione del mondo e viene presa a pomodori all'aeroporto, o nel 74 l'Italia che va per vincere il mondiale, perché quella era una squadra nel 74 costruita per vincere, quella era una squadra che doveva arrivare in fondo ed esce il primo turno e viene presa a pomodorate. Secondo me invece adesso c'è una specie di rassegnazione totale. Esatto, no? Questo che voglio dire. È una tristezza immonda questa roba qua. Già nel 2010 va bene, c'era Lippi che guidava quella spedizione disgraziata. C'era già una risposta nella debacle, no? C'era Lippi, ma Lippi 4 anni prima aveva vinto il mondiale, quindi appunto aveva una sorta, no, di si è portato ombrello. i suoi fidati, abbiamo preso la musata, abbiamo preso una botta in faccia, però 4 anni fa questo ci aveva fatto vincere. Qui cioè, rasentiamo il comico. Io ho visto la partita degli ottavi dell'Uruguay e del Costa Rica. L'Uruguay è una cosa inqualificabile, nel senso che è una squadra che probabilmente le squadre di Serie A italiane del 1980 ci facevano l'amichevole il mercoledì, perché questo era, non sai che una volta si usava fare l'amichevole, andare nei paese per fare l'amichevole. Costa Rica-Grecia credo che sia stata una partita a livello dilettantistico, una cosa di una bruttezza mostruosa, e essere stati buttati fuori da queste due squadre secondo me aumenta e alimenta il rammarico, la tristezza, l'indecenza di quello che abbiamo combinato. Io sono d'accordissimo con quello che avete detto voi fino ad ora. Cosa aggiungere? Aggiungerei che secondo me questa rassegnazione più che altro è legata a una consapevolezza da parte dei telespettatori, dei tifosi dell'Italia, che si rendevano conto che la nostra nazionale in effetti non era granché. Più che altro la colpa in questo caso andrebbe data ai media, che hanno pompato troppo
alcuni giocatori. Diciamo che sono connaturati al modo di procedere di tutta la spedizione, cioè seguono, esatto. no? E anche adesso seguono in quella direzione lì, invece di creare solo Radio Milan Inter e questa trasmissione fa il processo. Ecco. Esatto, ma perché in effetti poi io sentivo anche l'Apo settimana scorsa che incolpava l'arbitro dell'eliminazione, che è stato scandaloso. Assolutamente io non trovo che sia stato scandaloso, io trovo che sia stata scandalosa solo ed esclusivamente la gestione del gruppo da parte di un allenatore in un mondiale che secondo me è il mondiale delle personalità forti in panchina, perché vediamo che tutte le squadre che stanno andando avanti hanno personalità forti in panchina. Arrivano squadre che comunque sono preparate, hanno idee chiare, preparate bene tatticamente, atleticamente, alcune notevolmente. Anche il Messico è uscito fuori ieri Van Gaal che dice sapevamo che sarebbero crollati, non sono mica tanto crollati, a un quarto d'ora dalla fine c'è stato quel break che secondo me ha scompaginato un po' le distanze delle due squadre e hanno preso 2 gol. Sì, no? è venuta fuori la superiorità tecnica degli elementi del sì, però il Messico sinceramente non meritava di andare fuori. Sì, l'Italia non ha dei giocatori inferiori a Messico piuttosto che altre squadre, l'Algeria. Nel frangente. Però questi ci credono di più, ancora di più, sono meglio organizzati, cosa che secondo me l'Italia di Prandelli non è stata mai dal primo minuto del mondiale. No, anche perché mi è stato detto più di una volta durante questi mondiali, ma noi abbiamo giocato all'una. Ok, ieri giocavano all'una e andavano a 200 all'ora. Sì, infatti. Robben avrà fatto 600 chilometri. Cioè, noi avevamo Insigne che fa la rovesciata dal limite dell'area che neanche un bambino ha all'oratorio. I nostri non corrono neanche a novembre alle 8:30 di sera in Champions League, per cui non credo che sia dovuto al caldo. Con il fresco di novembre, se li mandi a giocare a novembre alle 8:30 di sera comunque. Sentiamo per i Meso, perché qua a questo punto noi dobbiamo andare avanti, perché che processo è se non abbiamo l'imputato e i capi di accusa, giusto? Quindi l'imputato, chiaramente il primo imputato che abbiamo deciso di mettere giustamente è Cesare Prandelli, no? Questo è il primo imputato, sei d'accordo, no? Quindi adesso svisceriamo un attimo i vari capi di imputazione. Prima facciamo una cosa, però, Fulvio. Dimmi. Diamo anche dei riferimenti nostri, perché vabbè, noi adesso saremo qua a chiacchierare amabilmente. Certo. Io capisco, e lo ripeto tutte le volte fino alla nausea, questo è un orario un po' pessimo, nel senso che chi poi è in ufficio, sta lavorando, magari ci ascolta con la cuffietta, non può chiamarci, chi è in macchina perché sta andando a fare il suo lavoro, non può chiamarci perché magari ha appuntamento con i clienti, tutto quello che è. Però se avete voglia e tempo e possibilità di interagire con noi in questo processo alla nazionale, 0239656565, se ci chiamate, perché io l'SMS non me lo ricordo, se ci chiamate, esatto. Invece se ci volete mandare degli SMS 392 8263 444, se siete in ufficio e di nascosto, cioè avete la cuffietta e il computer aperto e digitate col vostro computer delle cose, andate navigando, redazione @milaninterradio.tv. Ok, bene, queste erano le cose, giusto? Pagina Facebook, abbiamo pagina sempre, Facebook, Calcio che fa, quindi andatela a vedere, visitatela, se vi piace cliccate, venite. È molto carina, ci sono tante belle cose, tante belle chicche, ci sono i francobolli nostri dell'Uruguay, assolutamente, infatti ci hanno fatto una serie limitata, speciale. Emissione unica, li abbiamo solo noi. Vabbè, allora adesso ritorniamo chiaramente a Cesare Prandelli, l'imputato. Diciamo i capi di imputazione, no? Allora, secondo me lui è il più grande responsabile, quindi siete d'accordo da questo assolutamente punto di vista? d'accordo. Invece Gabriele, io un po' meno. Secondo me è più colpa di chi gli sta sopra, e di chi gli sta accanto, perché è vero che Prandelli ha delle colpe, però non è che ne abbia di meno il medico della nazionale o chi ha portato questi a essere delle statue di marmo in campo, insomma. Allora io posiziono l'accusa su 2 punti. Uno, diciamo, aver portato un progetto il quale lui dopo alla fine, chiaramente, perché io lascio perdere l'epilogo, perché anche quello di dire il progetto è sbagliato, colpa mia, punto, stop. Parliamone, perché il progetto è sbagliato, no? Quindi hai portato un centravanti, io avrei portato anche destro, Ottoni, un giocatore che doveva essere l'alter ego, non 4-5 giocatori di chiamiamoli così, di aiuto come seconda punta, Cassano, Insigne, Immobile, ma uno centrale. E l'abbiamo visto avere Toni negli ultimi 20 minuti, probabilmente avremmo passato. Abbiamo visto con Untelar ieri in particolar modo. Come è cambiato la partita nell'ultimo quarto d'ora. il giovane Klose, no? Il giovane Klose. Quindi
quindi questo è un discorso sulla scelta degli uomini e anche lo stesso De Rossi, perché se tu fai il perno davanti alla difesa devi mettere anche un'alternativa, non devi arretrare. Questo gioco è fatto per Verratti e Pirlo e il perno di copertura, non metti il perno di copertura e dopo arretri Pirlo, e allora hai cambiato di nuovo 2 posizioni su 3. E l'altra cosa, adesso mi sfugge un attimo, me la sono dimenticata, che riguardava chiaramente perché Prandelli mi ha fatto abbastanza incavolare da quel punto di vista, no? Quindi sì. Sostanzialmente è questo punto, poi mi verrà in mente anche l'altro. Prego. Allora, parto io, inizio io. Voi certo, Tommy, mi sembra. Bella questa sottofondo, Tocchi a Renato. Allora, dunque sono d'accordo sulle convocazioni, nel senso che io parto dall'idea sempre della personalità del CT, cioè il CT non ha tempo mai di allenare e preparare durante la stagione una squadra, per cui io prendo come esempio Berzot dell'82, cioè lui un anno prima di portare di andare con la sua spedizione verso la Spagna ha scelto un gruppo di persone di cui si fidava, ha lasciato a casa Pruzzo, che all'epoca era capocannoniere di Serie A, per portare un Rossi che era squalificato, dopo 2 anni, assolutamente fuori forma, non aveva mai giocato. L'ha portato perché gli serviva quel giocatore con quelle determinate caratteristiche, e l'ha difeso anche ad un inizio mondiale, rispetto ad un inizio mondiale abbastanza. Era imballato, ha giocato anche Graziani alla prima partita. Esatto, ha giocato Graziani, per cui io dico: o scegli un gruppo forte e convinto, di cui sei convinto, come ha fatto poi Lippi nel 2006, perché l'Italia veniva fuori da un altro periodo disgraziato, ha scelto dei giocatori di personalità e li ha portati avanti. Poi qua si entra in un altro meandro che è legato ai big che si sono lamentati, ma lo vedremo probabilmente più tardi. Per cui credo che preparare una squadra, non tanto fisicamente, perché quello credo si sono anche preparati, si saranno preparati, credo. In 10 contro 11 contro una squadra che comunque ripartiva, ma la stessa Costa Rica che andava via in velocità, noi tutto sommato ci siamo stati in partita. Sì, è che correvamo secondo me male a vuoto, perché non c'era un'idea tattica di base, perché ha preparato una squadra che ha giocato fino a 3 giorni prima dall'esordio con 3 punte piuttosto che 2 esterni. Può darsi che lui volesse un po' camuffarla, quindi magari anche perché l'idea centrale era quella lì. Era quella lì. Però il centravanti davanti. Il discorso è: tu hai il centravanti davanti, però se poi giochi con un centrocampo a 5 privo di esterni di ruolo, perché ci va benissimo, però Marchisi a sinistra fa fatica a saltare l'uomo anche alla PlayStation, se vogliamo, per cui mettere un Marchese a sinistra e andare a giocarti un mondiale con un centrocampista centrale che fa l'esterno o a determinate caratteristiche. Estremo, lui sta anche a sinistra, nella Juve ci sta, ma fa un certo tipo di gioco, più a centrocampista. E soprattutto poi nei momenti decisivi come contro l'Uruguay la cosa più grave è stata non avere un Toni, come dicevamo prima, da buttare dentro. Infatti. Perché ti sei portato poche alternative. Il secondo punto che dicevo prima, scusa che adesso deve parlare giustamente Gabriele con i suoi capi di imputazione, ma un po' soft, è proprio il fatto che lui, magari dovendo sottostare a delle regole che venivano dall'alto, delle imposizioni dall'alto, tu non ti pare un po' il sederino portando qualche giocatore che sia indubbiamente, cioè tu dici a Balotelli: tu sei l'unico, giochi così e non ti porto nessuno, invece no, tu sei lì sapendo poi il modo di reagire che ha Balotelli durante le partite, quindi la paura è stata anche quella di rimanere in 10, guarda caso sono rimesti proprio in 10, però non per colpa di Balotelli, quindi lui avrebbe dovuto pararsi sedere e portare veramente questo maledettissimo centravanti tranquillo in panchina che poteva a questo proposito lancio un sasso, un'idea che mi è venuta in mente qualche giorno fa. Io sono quasi convinto che Prandelli avesse già deciso di lasciare la nazionale alla fine del mondiale, indipendentemente da tutto. Perché secondo me ha perso completamente la squadra di mano dopo la partita con l'Inghilterra. Perché lo vedevi assente. Vedo gli allenatori che ci sono adesso in altre squadre che hanno la bava alla bocca. Io ho fatto poi scusami Gabriele, continuo a spostare. Ho scritto un articolo dove c'era il rosso color pomodoro, cioè è mancato il rosso della passione, e nel primo svisciando l'articolo, diciamo, il primo punto riguardava appunto Prandelli, il rosso Prandelli. L'avete mai visto Paonazzo come Oxon, il tanto vituperato Oxon, che invece in panchina era lì che schiumava di una squadra che non riesce a fare quello che riesce. Infatti non si è dimesso. Va bene, Gabri, vi volevo, prima di entrare nel Prandelli Time, c'è una cosa che ho letto qualche giorno fa, un bel pezzo di
Adriano Bacconi, che insomma, è un grande tattico assolutamente, sul Fatto, se non mi sbaglio, quindi non è proprio però voglio dire, scritto oltretutto molto bene, nel quale lui sottolineava come la Premier e la Serie A sono i due campionati che hanno mandato più giocatori al mondiale, più di 190 vengono dalla Premier e dalla Serie A, e guarda caso Inghilterra e Italia sono state cacciate. Quindi evidentemente c'è qualcosa proprio che non va. Cos'è secondo te questo? L'Italia è un paese che importa, come l'Inghilterra, importa tantissimi giocatori. La differenza è l'Inghilterra ha i soldi, quindi importano campioni. Noi i soldi non li abbiamo, quindi importiamo delle pippe, e le pippe che importiamo fondamentalmente non valgono, o valgono poco meno o poco più, dipende dei nostri giovani. Nostrano. Allora, faccio l'esempio che facevo ai tempi dell'Under 21, quando c'era ancora come dirigente, per fortuna non più, dell'Inter, Marco Brancola nel buio. Quando c'era questo signore qua, questo signore è stato capace di vendere il terzino e il libero della nazionale Under 21 vice campione d'Europa a 1.700.000 euro. Se tu vai a comprare un Under 21 della Francia che sta in panchina, ti chiedono 10 milioni come minimo, e che non è manco arrivata in finale, perché l'abbiamo buttata fuori. Perché ha già una quotazione di base, ma non c'entra, essendo passato in nazionale. Allora, io credo che Jonathan, che ho difeso per 3 anni inutilmente, perché poi è quello lì, non ci posso fare niente. Secondo te Jonathan è tanto più bravo di Biraghi? Infatti, questo è Campagnaro è tanto più bravo di Caldirola? Che senso ha pagare 3 milioni e mezzo di euro Campagnaro quando tu c'hai Caldirola? C'è un discorso. Tu sai che la nazionale tedesca ha dentro 7 ragazzini che vengono dall'Under 21. Certo. Ne ha 7. Certo. E allora dove vogliamo andare? Con Abete che fai. È anche vero che certi giovani poi vengono anche, quelli della Next Generation, sono tutti in giro, alcuni sono stati anche venduti, però non sono ancora finiti, fatti finiti, ma perché no? allora quelli che un anno, ma perché quelli che giocano nella Bundesliga sono pronti? Senti, però l'altro giorno ho visto Götze ha segnato il gol, dopo un po' l'ha tolto, ha messo Klose, 35 anni ha segnato Klose. Ho capito, però è giusto il mix, no? È giusto il mix, però io mi chiedo, ma perché negli altri campionati i Pogba o i ventenni o i ventunenni o i ventiduenni giocano? C'è la formazione. Per quale motivo, se tu vai a vedere la Bundesliga, ogni squadra ci avrà dentro almeno 3 o 4 ventenni? No, perché? Sono d'accordo con te. Allora io devo andare a comprare Campagnaro? Vogliono mantenere una sorta di spettacolo per il discorso delle devo TV, comprare solo quello di base. Però da un punto di vista diciamo tecnico siamo un bel movimento, nonostante tutte le polemiche che ci sono, indubbiamente, anche le grandi squadre dell'Ajax, gli olandesi che abbiamo visto, cioè gente giovane, però non è che siano dei fulmini di guerra. Ho capito, è il comparto, però è da lì che vengono. Se tu non hai quello, e noi non ce l'abbiamo, come non ce l'ha la Germania, quello finisce. Allora, su Prandelli, perché sennò poi dopo mi inalbero su questa cosa parecchio. Però su Prandelli, allora Prandelli è colpevole di avere fatto delle convocazioni senza senso, è colpevole di non aver portato un centravanti vero, è colpevole di aver scelto determinati giocatori invece che altri, è colpevole di essere andato al mondiale senza un terzino sinistro, perché ha portato Abate che fa da 2 anni la riserva nel Milan e ha lasciato a casa Criscito e non è puro e non è neanche un genio, e ha lasciato a casa Criscito perché magari gli stava antipatico, che lo conosceva già da un po' di tempo. Sì. E aggiungo anche Santon che sta facendo bene nel Newcastle. Sì. Queste sono magari le sue cose, però dall'altra parte io la difesa che voglio fare di Prandelli è questa. Prandelli arriva nel 2010 sulle ceneri del nulla più totale, costruisce una squadra che va agli europei del 2012, che arriva in finale, dove fino al 75esimo, in 9 contro 11, perché 2 stavano male, siamo 1-0 con la Spagna campione di tutto. Cioè l'Italia gioca quel campionato europeo non bene, di più va in Confederation l'anno scorso in Brasile, manifestazioni dove di solito noi usciamo a calci dopo mezza partita, fa una grande Confederation, esce col Brasile per le parate di Julio César, perché se non c'era Julio César, che è il numero 1 dei portieri al mondo ancora oggi, lo dici anche per lo dico perché lo adoro, lo amo, è pazzesco, perché sei un portiere, quindi ha anche una capacità. E perché la parata dell'altro giorno col Cile vale tutto il mondiale, di quello che farà il Brasile passa da quella parata lì.
io mi chiedo, no, per quale strano discorso o destino quest'uomo che ha fatto così bene in Confederation e così bene all'Europeo sia naufragato miseramente al mondiale, perché questo è un naufragio misero, cioè proprio misero, proprio nel senso del termine, una miseria, una tristezza. Tutto qua. Tommy? Io per aggiungerei a questo che secondo me il motivo è proprio quel sasso che ho lanciato prima. Cioè secondo me lui, anzi è abbinato anche a quello che dicevo prima a riguardo della personalità. Lui su determinate competizioni o se non hai l'obbligo di fare bene, Prandelli ce la fa, cioè gestisce il gruppo bene. Secondo me in questo mondiale ha sentito la pressione del dover fare necessariamente bene e di mantenere, quindi, e secondo me lui ha avuto paura, tra virgolette, ha avuto paura, si è spaventato, e contemporaneamente per me lui aveva già deciso che avrebbe lasciato la nazionale, perché a caldo una persona che non ha già deciso non prende una decisione del genere. Questa è la mia opinione. Può anche darsi che ci sia un collegamento, perché anche questo è il segreto di Pulcinella, poi vero o non vero, tutti sapevano nell'ambiente che Abete si sarebbe dimesso, quindi è chiaro che se tu ti appiattisci sulle logiche al di là della scelta, ti appiattisci su quello che è la vita, diciamo, a livello lavorativo del presidente, è logico che a quel punto lì non è più un nome che ti possa difendere da quel punto di vista, no? Io ho visto la conferenza stampa dopo la partita, non ho visto una persona dispiaciuta, cioè dispiaciuta, no, esatto, sì, perché è ovvio, sono uscito, era tranquilla, era serena, era quasi come se la prima cosa che ha detto è basta, mi dimetto, ecco. Era proprio, cioè, basta, come per dire, ma avete rotto le scatole, me ne lavo le mani, basta. Pensateci voi. Può anche darsi che quello che dicono che possa essere successo durante le partite, lo spogliatoio, il quarto d'ora di intervallo, magari questa gestione veramente un giocatore che vuol giocare. Sono d'accordo con quello che scriveva Gabriele, no? L'altro giorno a proposito degli spogliatoi. Gli spogliatoi uniti non esistono, sono sempre stati, ci sono stati, ci vuole una figura forte, il Maestrelli della Lazio che tiene tutti uniti. 2010, esatto, che arrivava poi da Calciopoli, no? Quindi tutto quello che ci stava dietro, no? Ma Lippi ha utilizzato psicologicamente io posso imputare a Lippi una serie di accuse che vanno da Domorò a Jugovic e passano per altre 500 cose, e all'esonero il fammi esonerare a Reggio Calabria, esatto. Ma sulla personalità di Lippi vogliamo discutere? No, su quello non si discute. Ecco, questa cosa qua è molto importante come ultimo capo d'accusa, perché le abbiamo tirate fuori abbastanza, poi faremo la nostra percentuale di colpevolezza, no? Il fatto, vedi che io mi dilungo nel dire le cose, voglio dire una cosa, stiamo parlando è terribile, perché sei anziano, è l'anziano. Allora, volevo dire di Prandelli una cosa su Prandelli, non riesco a dire. Evidentemente sono così incavolato su Prandelli che è una cosa terribile. Ma è lo stesso problema che ha Harry. Anche Harry parla, poi a un certo punto si dimentica quello che deve dire. Io e Harry abbiamo una certa età, no? Ecco, il discorso era questo: che lui, come sua, diciamo, formazione, no? Come esperienza, ha allenato il Parma, ha allenato la Fiorentina, ma vi ricordate che il Parma era il Parma dei giovani, con Mutu, Adriano, una grande squadra, una bella squadra che si muoveva molto bene, no? Lui aveva Giuseppe Rossi già al Parma? Non mi ricordo più se era già nella sua gestione. Non lo so, l'ha avuto di sicuro Ranieri, mi ricordo, quando è venuto. No, l'ha avuto solo Ranieri. Forse Ranieri. Quando è andato alla Fiorentina, io mi ricordo, venne a San Siro, batté il Milan, perché chiaramente tifavo per la Fiorentina contro il Milan, scusami perché tu sei milanista, è inevitabile. Sono circondato da interisti, non c'è problema. Però vabbè, dai, vedevo una squadra, la prima, quindi dopo 2 mesi di preparazione di campionato, una squadra che stava in campo, volava con degli automatismi, ho detto che bella squadra. E tutto si può dire effettivamente riguardo a questo, che i primi 2 anni della nazionale di Prandelli sono stati 2 anni ottimi. Sai come a Firenze è stato soprannominato Prandelli per anni e anni e anni? Prima Prudentelli e poi Perdelli. Perdelli, esatto. Questi evidentemente sono i 2 soprannomi che la Fiesole gli ha dato. Questa è la logica evidentemente dell'allenatore. Quindi per Prandelli, se qualcuno vuole prenderlo come allenatore, vale 2 anti, dura 2 anni. Ecco, e punto e basta. Vabbè, un biennio. A che ora siamo arrivati? Vabbè, senti, allora a questo punto qua mandiamo una canzone per Prandelli, no? Quindi lui, in teoria, secondo me, dovrebbe in qualche modo difendersi. Secondo voi? È scappato. È scappato, È scappato perché la verità gli faceva troppo male, evidentemente. Poi è scappato, sì. Vi chiedo la percentuale di colpevolezza.
Nessuno mi può giudicare, nemmeno tu. La verità ti fa male, lo so che ho sbagliato una volta e non sbaglio più. La verità ti fa male, lo so. Dovresti pensare a me. Sì, quasi. Facciamo. Caterina Caselli, dai, grande Caterina. Caschetto d'oro. Va bene, allora, percentuale per me a questo punto qua, io non gli do il 100%, gli diamo un 90, per me è 90. Sì, 90 sicuramente, anche perché sicuramente lui è, diciamo, il vertice di un problema un po' più generale, la punta dell'iceberg di un sistema che, come diceva prima Gabriele, parte più che dalla federazione, credo che sia proprio nell'incapacità da parte dei dirigenti delle squadre di club, che non sono stati capaci di aggiornarsi e mettersi al passo con i tempi. Bravissimi dirigenti come sono stati Galliani, ad esempio, per anni e anni e anni, non è stato capace di capire il momento in cui il calcio stava cambiando, in cui bisognava puntare su un altro tipo di mercato, su un altro tipo di investimenti. Gli anni passano, le logiche cambiano, proprio la società stessa cambia, muta, quindi e in Italia nessuno molla il cadreghino. E nessuno molla, che per forza. Invece io sono molto meno colpevolista di voi. Per me Prandelli è, di tutta questo ambaradan, il meno colpevole. Sì. Questa è un'affermazione, per me, diciamo, è il meno molto, colpevole. molto... Io gli do Sei d'accordo con Gigi Riva, quindi? Sono d'accordo con Gigi Riva. Per me lui è il meno colpevole. Io gli do il 25% delle colpe. Su questa rosa che era un po' zoppicata. Ma sì, sicuramente. Ho un'altra cosa che è importante, perché adesso la memoria mi a macchia di leopardo ritorna, è proprio il fatto, diciamo, di aver cambiato. È stato il Supradin che hai preso prima. Sì, cioè, tutte le varie partite che lui ha cercato di cambiare. La seconda partita, quando ho sentito gli opinionisti della RAI, ma allora cambierà Prandelli? Ma come cambiare? Ma cosa devi cambiare? Ma cosa cambierai uno? Non so, se il Campbell così difficile da marcare, ne cambierai uno e basta. No, non può cambiare. Scusami, lo stesso Scolari credo che abbia tolto Ulca la seconda partita e poi l'ha riproposto la terza, e comunque il gruppo è quello, poi cambi durante la partita. Ma su questo possiamo anche essere d'accordo, però ti ripeto, cioè, io gli ho visto fare delle belle cose con questa nazionale fino all'estate scorsa, e anche comunque, perché poi la gente se lo dimentica in fretta, noi siamo stati dopo il Belgio la seconda nazionale europea a qualificarci. Poi uno mi può anche venire a raccontare, certo, infatti, il girone che era facile, qua. Non me ne frega niente a me dei gironi, perché non ci sarà scritto quello, c'è scritto che noi siamo la seconda nazionale ad esserci qualificati, quindi evidentemente io non so che cosa sia successo da quel momento, perché è lì che l'Italia comincia a giocare male, entrare in campo svogliata, non si capisce come si gioca. Evidentemente, cioè, è venuto fuori quel discorso dopo qualificazione. Noi siamo riusciti a perdere la testa di serie giocando delle partite indecenti quando ce ne bastava pareggiare una o vincere una, non mi ricordo contro chi. Io sono convinto sempre che sia la costruzione del gruppo sia la base di tutti i successi delle nazionali. Per me Prandelli non è stato capace, non ha avuto la personalità e il polso per costruire, per tenere in piedi un gruppo che era orfano perché poi Buffon parla dei vecchi che trainano la carretta, ma si dimentica che lui e i 4-5 diciamo di questo gruppo erano gli stessi del 2010, e la differenza è che mancavano i Gattuso, gli Zambrotta, i Toni, sì, ce n'erano altri di grande personalità. Cioè, De Rossi è capitan futuro a 30 anni, nel senso che continua a stare dietro all'ombra di un personaggio che è Totti, che con tutti i difetti, le simpatie e le antipatie che uno può avere, ha una personalità ben delineata. Infatti su Totti, ma siamo in pubblicità, perché vedevo che siamo andare in pubblicità. Ultima cosa che volevo dire è, ma scusate, per portare il Cassano che abbiamo visto al mondiale, che non lo voleva nessuno, non stava simpatico a nessuno in nazionale, mi sembrava piuttosto evidente, ma a quel punto, cioè, vista l'annata di Totti, io mi chiedo, ma per far fare un quarto d'ora o 20 minuti, ma Totti non fa più. A quel punto porti Giuseppe Rossi, però. A quel punto puoi anche decidere di portare Giuseppe Rossi, ma se sei convinto che Giuseppe Rossi non sta bene, ci sta quel discorso lì, indubbiamente. Io piuttosto che far fare 20 minuti a Cassano faccio fare 20 minuti a Totti tutta la vita. Questo senza dubbio. Bene, passata la prima mezz'ora abbiamo sviscerato l'argomento Prandelli, giusto? Con i pro e i contro, abbiamo un 90% e un 20-25% di colpevolezza da parte del mortificatore. Seconda mezz'ora, argomento Balotelli.
Radio Milan-Inter. Radio Milan-Inter. Radio Milan-Inter. Colori diversi. Stessa passione. Radio Milan-Inter. www.milaninterradio.tv, il nostro sito internet, dove potrai trovare tutte le ultime notizie della tua squadra del cuore. Diretta @milaninterradio.tv. Se volete inviarci una mail con le vostre opinioni, le vostre domande, ma ci potete trovare anche su Facebook e su Wikipedia. Radio Milan-Inter. Abbiamo la vostra stessa passione. Niente. Cavolo! Hai sentito? Cosa? Come dei passi! Te l'avevo detto di mettere i ricambi originali! Ma sono cari! Giusto? Sbagliato. Ricambi originali al miglior prezzo e garanzia sugli interventi. Meglio portarla in un'officina Opel. Info sulla mia Opel.it. Presentandoti a nome di Radio Milan-Inter, fino al 30 giugno 2014 puoi usufruire del cambio olio e filtro olio a soli €89 per motori diesel e a soli €59 per motori benzina. Da Lambro Car, concessionaria Opel a Cologno Monzese, Sesto San Giovanni, Vimercate. Chuck, azione! Ritorna il reality shop di Bricofer. Iscriviti in coppia entro il 4 maggio su bricofer.it nella sezione Reality Shop Casting. Inviaci una foto a tema bricolage. Potrai essere selezionato e partecipare a Reality Shop Bricofer. Solo per coppie vincenti. Tanta adrenalina, lotta contro il tempo e creatività ti renderanno protagonista del video che ti farà vincere una fantastica auto. Per info bricofer.it. Bricofer, tra il dire e il fare. Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Rimorchiato da una nave della Marina Militare e atteso a Pozzallo il barcone soccorso ieri nel canale di Sicilia con a bordo 30 cadaveri di immigrati. Fabrizio Condò. Rotta su Pozzallo al rimorchio della Grecale, segnato da un tragico destino, il peschereccio zeppo di immigrati 566 si dirige verso il porto del Ragusano. A bordo i 30 corpi scoperti ieri sera dalla Marina Militare dopo il soccorso nel canale di Sicilia. Morte per asfissia e annegamento alla valutazione dei medici. Il dramma però non finisce qui. Non sappiamo dove metterli, ammette il sindaco di Pozzallo Luigi Ammatuna. Non abbiamo le celle frigorifere a disposizione, ne abbiamo soltanto 2, già utilizzate per quei 3 morti circa un mese fa. Altri 353 migranti arriveranno sulla corvetta Chimera e la situazione, tanto per cambiare, è al collasso. Avevamo 150 al centro e 150 a Comiso, li abbiamo dovuti trasferire. Oltre 5.000 gli stranieri soccorsi nel weekend nell'ambito di Mare Nostrum, nel mirino della Lega che si scaglia contro il governo. Altri 30 morti sulla coscienza di chi difende Mare Lorum, accusa. Non abbiamo presentato istanza di scarcerazione, così i legali di Massimo Giuseppe Bossetti, il muratore di Mapello, detenuto per l'omicidio di Iara Gambirasio, smentendo le indiscrezioni delle ultime ore. Confiscati dalla DIA di Caltanissetta beni immobili per oltre €1 milione a Francesco Annaloro, personaggio storico di Cosa Nostra, all'ergastolo per strage, omicidi e associazione mafiosa. Nuovo lancio di razzi dalla striscia di Gaza, presa di mira stamani una zona disabitata della città di Eshkol. In precedenza un altro palestinese era rimasto ucciso in un raid aereo israeliano. L'inestimabile patrimonio archeologico della Siria, altra vittima dimenticata del conflitto che da 3 anni sconvolge il paese, raccontato in una mostra a Roma. Miriam Mauti. Siria oggi significa emergenza umanitaria, guerra, ma tra le vittime dimenticate della tragedia c'è anche il patrimonio archeologico del paese. Per accendere i riflettori anche su questa emergenza, Palazzo Venezia a Roma ospita fino al 31 agosto Siria, splendore e dramma, mostra voluta da una delle star della nostra archeologia, il professor Paolo Mattie. Abbiamo voluto che fosse una mostra a un tempo di oggetti, ma mostrasse quanto questo patrimonio è gravissimamente a rischio. Reperti, immagini con la colonna sonora di Ennio Morricone. Mattie ha lavorato per quasi 50 anni in Siria e oggi è tra i promotori di una campagna di smilitarizzazione dei siti archeologici ormai diventati territorio di guerra. Tutte le parti in causa, potrebbe darsi, sentano una certa vergogna ad essere protagonisti di una infamia sul piano della distruzione del patrimonio culturale. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata. Per cominciare bene la giornata, calcio d'inizio, notizie, rubriche, telefonate e SMS a volontà. Il primo appuntamento mattutino di Milan-Inter. Tutto questo è Calcio d'inizio, il primo appuntamento del mattino di Milan-Inter. Radio Milan-Inter. Radio Milan-Inter. Radio Milan-Inter. Colori diversi. Stessa passione.
Radio Milanite. Radio Milanite. Colori diversi. Stessa passione. Caro mortificatore. Continuiamo. No, continuiamo, ma anche di sentire questa sigla qua fa venire la pelle d'oca. No, ma guarda che io i telefilm di Perry Mason me li guardavo tutti. Sì. Anche quando Perry Mason non c'era più e c'era quello coi baffi che lo sostituiva, che non mi piaceva. Non era più Perry Mason. Non era più Perry Mason. Quindi... Però lo guardavo. Anche Ironside mi guardavo. Anche Ironside. Brutto, mamma mia. È una televisione in bianco e nero, un po' persa nel tempo, insomma, indubbiamente. Noi che siamo un po' più vecchietti, quindi... Beh, ma anche io lo vedevo, lo Sì, vedevo anche io sì. da bambino, Sì, con mia nonna. Sì. Mi piaceva anche molto. Fantastico, Perry. Beh, ma guarda che sono tutti quei telefilm degli anni 60-70 che arrivi a vedere, anche perché poi veramente c'era tranquillità nell'esposizione. Ma vi faccio... grande storia, ti astraevi benissimo. Vi faccio una domanda, perché ieri sera, siccome avevo poco sonno, a un certo momento mi sono guardato L'uccello dalle piume di cristallo. Grande Tony giallo. Musante, 1970-71. Florinda Volcan. Bravissimo. Grandissimo film di Dario Argento. Insomma, Dario Paura. Argento fino a Profondo Rosso era normale. Dopo Bellissimo. ho cominciato a fare delle robe con i maghi, le streghe. Ma prima faceva il gatto a 9 code. Lo scorpio. Aveva fatto delle cose pazzesche, insomma, bellissime. Ma Tony Musante non faceva mica un telefilm dove faceva un poliziotto quando ero bambino io? E non me lo ricordo. Sai che ieri guardavo e dicevo a mia moglie, ma quello lì è Tony Musante, e lei mi dice, ma Tony Musante che cosa? Sì. E dicevo, fine ha fatto anni un 60 telefilm, faceva un telefilm dove c'era il poliziotto. Vabbè, se qualcuno se lo ricorda. Ecco, Filino non arrivo neanche. Non c'è neanche da Perry Mason va bene, perché... No, ma mi ricordo questa storia di Tony Musante, faceva il poliziotto. Bardella, una cosa. No, comunque era quella roba lì. Sì. Vabbè, lasciamo stare. Sempre con le macchine anni 60, con i codini lunghi, era una 8 metri. Lui era un Maranza terrificante, col pantalone attillato nei dintorni, basso ventre e campanissima. Il giubbetto in pelle, giacca in pelle. Era quella roba lì. Un po' come Lapo. Lapo è l'unico che quando vai a giocare a pallone c'ha la borsa del calcio anni 70. Perché la borsa di Lapo è una borsa anni 70. No, perché è una borsa anni 70. Quindi scusami, non ha lo scomparto per le scarpe. No, sotto. Lapo viene a giocare a calcio con questa borsa Adidas. Facciamo il nome, speriamo che l'Adidas ci dia dei soldi. E anni 70 proprio, sai quelli che vedi nei telefilm. Aspetta, perché io ci ho giocato negli anni 70, la mia borsa era quella con un'unica cerniera lampo che andava da destra a sinistra, quella lì obliquo, tondeggiante, dove praticamente si sporca il ricambio con il magnoschiuma, perché tutti insieme. Perché lui è un tennista. Quindi ha la sacca da tennis. Ecco perché. Va bene, basta. Qua attenzione, dobbiamo ricondurre tutto al discorso del processo, perché insomma, seconda mezz'ora, Balotelli. Eccola lì, la borsa anni 70. È uguale. È quella lì. Non ci stanno neanche le scarpe, è una borsetta quella lì. Fantastico simbolo dell'Adidas. Bello, l'original. Va bene, allora quindi entriamo in Balotelli. Balotelli è il discorso, diciamo, secondario, perché sembra quasi che la colpa sia adesso stata postata solo unicamente su Balotelli, no? Mi sembra abbastanza evidente che serve per la maggior parte delle persone avere il capo espiatorio in Balotelli, quando dopo in realtà gli addetti, ma anche le persone che sono dotate di un minimo di raziocinio, capiscono benissimo che le affermazioni del gruppo storico della nazionale dei senatori, lo stesso Prandelli che dice ho sbagliato nel progetto, che è un'affermazione pesante anche nei confronti di un giocatore su cui hai puntato tu, e completamente anche tutta la federazione, chiaramente negli anni di approccio al mondiale, ha chiaramente dato una posizione nei confronti, diciamo, di Balotelli eccessiva. Quindi io qua difendo Balotelli, credo che siamo tutti in linea. Assolutamente difendo Balotelli anch'io, non so se anche tu. No, ma mi sembra che sia, può avere una serie di colpe, magari poi come si dice? Svisceriamo, mi viene da dire. Le svisceriamo, però oggettivamente credo che tra i giocatori
Sì, cioè, voglio dire, non è che Buffon ha meno colpe di Balotelli. Cioè lo colpevolizziamo da un punto di vista... O Chiellini ha meno colpi di, che ne so io, di Marchisio. Cioè lo colpevolizziamo dal punto di vista proprio del gioco, eventualmente se c'è da colpevolizzare, anche se la prima partita ha giocato benissimo. Devo dire la verità che non vedo, non ho capito sinceramente, va bene, lasciando stare il punto di vista morale di spogliatoio che non esiste, che nessuna persona, soprattutto se è un senatore, debba pagare Sputtani, passatemi il termine, un uno proprio solo compagno debba pagare le conseguenze. Ma soprattutto non trovo che sia corretto per fondamentalmente il primo motivo è che se tu convochi Balotelli dopo la stagione che ha fatto nel Milan sai benissimo che cosa ti sta aspettando, nel senso che Balotelli ha fatto la sua prima stagione da titolare responsabilizzato di una società, di una squadra di calcio. Lui non è mai stato la punta titolare di una squadra. Grazie a Balotelli il Milan l'anno scorso è arrivato in Champions League, lasciando stare i favoritismi, rigorino, mica rigorino, ma comunque sia grazie a lui, se no non ci saremmo mai arrivati. Quest'anno senza Balotelli il Milan, non so personalmente da tifoso dove sarebbe arrivato. È stato criticato poi dagli stessi tifosi del Milan contro il Parma, ha risposto, bisogna lasciargli anche il tempo di costruirsi una personalità, perché è sicuramente un ragazzo che ha dei difetti, adesso non è che stiamo parlando di sicuramente di una persona esente da colpe. Però nel momento esatto in cui tu porti e decidi di puntare tutto su Balotelli, che non ha la personalità costruita, come dicevamo prima, gli porti dietro un Luca Toni, che sai che quei 20 minuti, mezz'ora a partita con la sua esperienza li può permetterti di sfangare la partita, ma soprattutto gli costruisci una squadra come può servire ad un Ibrahimovic come è adesso nel Paris Saint-Germain, cioè con due attaccanti laterali che sono capaci di inserirsi negli spazi che apre lui, perché Balotelli immobile in mezzo all'area non ci può stare completamente il suo senso stesso di esistere. Scusami qua, perché vedi che vengono le cose, ci ritorniamo un po' bomba con Prandelli, su Prandelli. In quella partita, se lui parte all'inizio con una coppia acclarata che gioca tutto l'anno nel Torino, Cerci e Immobile, e poi come tu lo giochi Balotelli nella seconda parte in velocità, penso che potesse essere una giusta considerazione. Certo, ma oltretutto quando l'ultima amichevole prima del mondiale hai visto che Insigne e Immobile si trovavano bene esattamente come si trovavano nel Pescara di Zeman. Per cui se tu vedi l'ultima amichevole che una coppia funziona così bene, almeno una volta provala. No, ma poi la ripuoi riproporre anche in corsa, anche 20 minuti. Però no? provala, parti da quel presupposto e lascia a Balotelli il tempo di... Balotelli nel secondo tempo contro l'Uruguay, perché era logico che quel primo tempo era un primo tempo attendistico da parte dell'Uruguay, tanto ho detto come stiamo giocando bene, ci facevano giocare, perché dopo le energie le avrebbero riversate nel secondo tempo, quindi quando loro ci attaccano nel secondo tempo, uno con la gamba lunga che va a procurarsi dei falli, come Balotelli indubbiamente negli spazi è importante, era da mettere e considerarlo così. Quindi Prandelli ha ancora questa piccola colpa per me. Scusate, ritorniamo su Balotelli allora. Su Balotelli io non mi sento di accusarlo un granché. Devo dirti che quello che a me ha dato fastidio Tommy, hai visto quanto è buono? Hai visto quanto è buono il mortificatore? No, ma quello che mi ha dato un po' fastidio e che dicevo prima del mondiale è: vorrei vedere un giocatore che corre per gli altri, ok? Lui lo ha fatto con l'Inghilterra, dopo no, perché lui sia con la Costa Rica probabilmente gli è pesata da morire il fatto di aver sbagliato 2 gol, soprattutto il primo che neanche nel dopolavoro ferroviario, nel campionato del dopolavoro ferroviario lo sbagliano. Sì, secondo tempo hanno intruppato troppo l'attacco, l'ha saturato e lui non ha avuto neanche la capacità lui non di arretrare. Ma perché il problema sta, secondo me, sempre a monte. Cioè Balotelli non è un centravanti. Balotelli non è una prima punta d'area di rigore. Balotelli non è Gigi Riva, Balotelli non è Boninsegna. Balotelli è uno che deve giocare con un punto di riferimento. Però Tommy ha detto che effettivamente se ci sono due che giocano con velocità e gamba e buttano dentro i palloni, insomma, è anche vero che in questo modo qua anche noi due potremmo giocare in quella posizione lì. Sì, ma è il modello che utilizza il Brasile, cioè il Brasile ha Fred da attaccante. Perché? Perché c'ho Hulk da una parte e Neymar dall'altra che si devono inserire
o o ricevere la sponda piuttosto che avere lo spazio che si apre e io mi infilo dentro. Balotelli è quel giocatore come Ibrahimovic che fa fare 11 gol a Nocerino, perché Nocerino si inserisce nello spazio. Da dietro. Stendiamo un velo pietoso su Fred, no? Siete d'accordo? Fred è impresentabile, però ieri ha fatto giocare Joe, che è peggio di Fred. Peggio di Fred. Ma anche il Jorginho che fu di quella squadra là era comunque un attaccante mediocre, però serviva per quello scopo lì. Serve per quello. Tu un centrale di ruolo lo devi avere perché è quello che ti fa salire la squadra. Cioè, se tu trovi il centrale, no? Allora io faccio sempre l'esempio dell'Inter del 2010 perché è quello che mi appartiene di più. Milito segna 400 gol quell'anno lì, ok? Di quei 400, 399 lui li fa andando in 1 contro 1, che è la cosa che lui sapeva fare meglio. Certo. Dopo il 2010 non sapeva neanche più fare quella, ma questa è un'altra cosa. Però perché lui va in 1 contro 1? Perché i togli porta via 2 uomini. Certo. Ok? Quindi c'è una punta centrale o una punta laterale di peso che portano via l'uomo e consentono a quello che sa fare bene l'1 contro 1 di andare in 1 contro 1, saltare l'uomo e soprattutto tirare, vedere la porta. Perché Balotelli nell'1 contro 1, cioè se non lo raddoppiano e parte, è difficile da fermare. Questo perché è grosso, ha corsa, è atleticamente messo bene e la porta ogni tanto da fuori la prende. Questa analisi positiva mi è piaciuta, anche perché poi effettivamente pensando a non avere Candreva e Marchisio che vanno negli spazi, ma avere 2 facitori di gioco sulle fasce. Infatti Darmian ha giocato molto bene, ha dato dei bei palloni, anche lo stesso Candreva crossando sul gol contro l'Inghilterra, quindi indubbiamente c'è stato questo approvvigionamento dei palloni. C'è il modello poi che sta strutturando il Milan per la stagione prossima, se poi sarà così, ovviamente bisogna aspettare il 31 di agosto a tirare le somme del mercato, ma un trio d'attacco con El Shaarawy, Balotelli e Menez piuttosto che Iturbe, se dovesse arrivare Iturbe, sono secondo me un tridente studiato intelligentemente. Se Inzaghi riesce a far capire quello che deve fare Balotelli a Balotelli può fare l'Ibrahimovic e lasciare che gli spazi li utilizzino gli altri per fare gol, perché nessuno ha detto che la prima punta debba fare i gol. Anche gli due devono fare un bel lavoro, perché El Shaarawy prima parte della stagione, della sua prima stagione, è stato fantastico con andare avanti e indietro. Adesso io devo ancora capire che cosa ha avuto El Shaarawy quest'anno, poi qualcuno me lo spiegherà e me lo racconta. Però tu non è che non hai uomini da cui ripartire, cioè El Shaarawy è uno che è 10 spanne sopra Immobile e Insigne se sta bene, ma non una, 10, cioè El Shaarawy se sta bene è un fuoriclasse. Probabilmente c'è quel problema. Immobile e Insigne sono due buoni giocatori. Insigne non è un fuoriclasse. Insigne è come Signori quando giocava nel Foggia con Zeman. Signori non era un fuoriclasse, ottimo giocatore. Immobile è uguale, ottimo giocatore. Non sono dei fuori. Invece El Shaarawy secondo me ha proprio dei colpi da fuori. Per cui tu gli uomini davanti, dietro, in mezzo ce li hai per ripartire. Adesso arriva il nuovo allenatore che non si saprà chi è. Spero, ma lo spero non per cattiveria, cioè non è un discorso di partigianeria, perché qui quello che io ho visto dopo questa uscita patetica è stato lo scatenarsi delle colpa di Balotelli allo Juventino che parla. Certo. Allora, lasciamo stare i problemi del tifo, perché quando gioca la nazionale a me non me ne frega niente proprio del tifo. Però io mi auguro che Buffon, Pirlo, quelli che hanno 34 anni stiano a casa. Allora, magari ne avessero 34, ce ne hanno 40. Stiano a casa. A riguardo di questo, lo parlavo già l'altro giorno al Net Match su Tele Milano, che tu hai riportato l'esempio del 1974, io me lo ricordo, tu eri ragazzino, io ero un po' più adulto, non ero ancora adulto, non ero ancora maggiorenne, però me lo ricordo bene quel mondiale lì. C'era il gruppo della Lazio che aveva vinto lo scudetto storico, c'era il gruppo della Juventus che comunque imperversava nei primi anni del 1970, poi c'era Mazzola che era ancora un grandissimo giocatore, Rivera che era in fase calante, Burnic, Facchetti, Sabadini del Milan. Ma era una squadra che quello era uno squadrone. Albertosi, no? Era uno squadrone. Si sono praticamente cavati gli occhi dalle orbite in quella cosa lì. Cosa è successo? Che è arrivato Bernardini nel 1974, dopo appunto Valcareggi, assieme a Berzò che era il suo secondo. Esatto. E hanno fatto piazza pulita. È quello che bisogna fare. Arrivò Rocca, giocava Zoff, Antonioni, Rocca-Roggi, quella nazione lì che ha incominciato a giocare un po' meglio. C'era un bravissimo Antonioni, centromediano metodista, bellissimo a vedersi, che aveva 22 anni, Tardelli,
È iniziato Tardelli e cominciato, quindi hanno fatto Piazza Gruppo Pulita. che poi è arrivato nell'82 sostanzialmente, poi è si è maturato plasmato nel 78 in Argentina e dove c'erano un paio di vecchi, Bettega. Beh, nell'Argentina c'era Bettega. In Argentina poi c'era Bettega, c'era Graziani, Benetti, Zaccarelli, c'erano dentro 4 o 5 che però avevano 30 anni, non avevano 45, capito? No. Quello che io voglio dire è che si può ripartire, si può ripartire, ma basta con questi qui. Sì, sono cioè, d'accordo. hanno fatto il loro tempo, sono diventati campioni del mondo, poi, sono bravissimi. scusami, Cioè, Pirlo è ancora in Italia. È un grandissimo, forse è un pallone d'oro mancato, ma è in un Italia d'oro. è il numero 1 a fare quella roba lì, ma c'hai 35 anni. Sì, poi vuoi venire, fai la chioccia di Verratti. Cioè, vuol dire che Verratti, se c'è una partita, ne gioca 80 di minuti e Pirlo ne gioca 10. Esatto, sono d'accordo, anche per voi Verratti dell'altro giorno è Verratti su cui fare la squadra, assolutamente. Per forza, Quindi, è l'unico talento. È un talento. Perché poi ci stiamo anche dimenticando, secondo me, una cosa fondamentale, cioè che la maggior parte, anzi l'80% buono di questa nazionale è stata costruita con giocatori che giocano tra la quarta e l'11ª squadra di un campionato mediocre che è il campionato italiano. L'unico giocatore di livello internazionale, gli unici 3 giocatori di livello internazionale giocano a Parigi, che sono Sirigu, che ha giocato la prima partita, l'unica che abbiamo vinto, Verratti, che è l'unico su cui puoi contare perché è un giovane, ma non è il giocatore di punta del Paris Saint-Germain, ma lo diventerà, e poi hai un Thiago Motta che è stata secondo me la scelta più assurda, perché se tra tutti i vecchi che tu potevi portare per fare gruppo, Thiago Motta è il più inutile, perché non fa parte di nessuno di quel, piuttosto porti Ambrosini, non lo so, porti un elemento. Lui l'ha seguito effettivamente, però c'è stato un periodo che anche se era mezzo infortunato, l'ha riproposta, basta, no? Cioè, quindi... Thiago Motta. Ma lui voleva gestire il pallone a centrocampo. Thiago Motta era fermo nel 2010. Sì. Cioè mi ricordo che l'Inter giocava in 10 e Thiago Motta che stava lì a fare il palo del telegrafo in mezzo al campo. Ok. Poi ogni tanto segnava perché comunque era ancora giovane, aveva ancora fiato, si buttava dentro, ottimo giocatore. Ma Thiago Motta tu non lo puoi portare. Lui aveva questo progetto della gestione del pallone, l'unica punta davanti e dei centrocampisti per aiutare italianamente parlando. Allora ha ragione a dire è fallito il progetto tattico. Ma il progetto tattico, quindi si torna a bomba su quello che dicevamo durante la prima mezz'ora, che è l'errore più grosso, è quello di Prandelli, che non è stato capace di costruire, ripeto, un gruppo utile a fare il gioco che lui voleva proporre. Più che altro, secondo me, nessuno ha capito il gioco che voleva proporre, perché gli uomini non erano tutti fuori posizione, perché a parte qualche giocatore erano tutti fuori posizione. Poi vabbè, si può dare la colpa ai Paletta, si può dare la colpa a determinati elementi, però secondo me l'errore di base è stato il progetto tattico, appunto, che è fallito miseramente senza dare addosso a nessun giocatore. Quindi questa canzone secondo te tu non la vedi? Quindi... Prima della canzone, sì? È ufficiale, Kakà ha risolto il contratto col Milan. Stavo leggendo, mi spiace da milanista che Kakà vada via, sono contento perché è giusto così. Perdonami, è quello che stiamo dicendo, via la nazionale, certi giocatori basta, devi ripartire a Inzaghi, può avere delle idee nuove, vincenti, quindi... Esatto. Nel frattempo, prima ancora... C'era una telefonata? No, non c'è una telefonata. Verrà deciso l'11 di agosto il nuovo presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio e quel presidente dovrà scegliere l'allenatore. E qual è il primo impegno? A settembre c'è il primo impegno. Cioè, a settembre giochi con l'Olanda un amichevole, poi c'è il girone di qualificazione. Ma pare che ci sia Cabrini come allenatore. Adesso io non lo so chi ci sia, chi venga, chi non venga, ma tu dimmi, siamo al 30 di giugno, oggi è il 30 di giugno perché ho pagato varie cose in banca, quindi è il 30 di giugno. Siamo stati buttati fuori dai mondiali in maniera ridicola. Dobbiamo aspettare un mese e mezzo. E vanno in vacanza. E bisogna andare in vacanza. Bisogna andare in vacanza. Sono vacanze meritate. Senti, l'ultima cosa riguardo a Balotelli, poi dopo amplieremo il discorso su questo gruppo dei senatori che è nella terza parte. Questa canzone qua, secondo te, lui la rigetta oppure no? L'opinione pubblica nei suoi confronti di Balotelli dice sì, e questa roba qua dopo l'armonica, però dopo l'armonica che era il pezzo fantastico, fantastico.
incredibile, senti che musicalità proprio. Balotelli. È stata tua la colpa, allora adesso che vuoi? Volevi diventare. Il problema è che lui non vuole diventare come uno di noi, lui vuole diventare senti, un'altra a cosa. proposito di questa roba qua. Ieri ho visto un programma sulla Rai. Parlo un po' della TV di Stato, quei 5 minuti. Scusa, io mi inserisco sempre quando parli perché mi apri dei. Quando parli della Rai già c'è una polemica già di base. Prima era un burattino si senza apre fili, proprio una cosa. E invece adesso i fili ce li hai. Vai. Sono stati in collegamento 2 ore con Mino Raiola. Cioè, ma tu dimmi adesso che Mino Raiola ci viene a insegnare il gioco del calcio. Non è che c'è qualche collegamento con la spedizione sul fatto di spostare l'attenzione sempre sul suo assistito? Infatti lui alla fine se l'è un po' presa. Certo. Gli hanno fatto una domanda su Balotelli, devo dire che ha risposto leggermente stizzito. Io sai che io non sono uno che apprezza Mino Raiola, se fossi presidente della società con Mino Raiola, quando viene a bussare lo lascerei fuori, magari gli porto una pizza e lo lascerei fuori. Però pizza se la fa da solo. Se la fa da solo, ma gliela offro io. Però scusami, questo è il gesto. Se l'aspettava di poter vendere magari un centravanti del Milan e della nazionale, magari andando avanti con 5 reti. Se avesse segnato 5 reti a questo punto qua, Balotelli pensa cosa sarebbe diventato. Stiamo parlando di James Rodriguez, per esempio, che stando in alto la quotazione. Paris Saint-Germain gli ha sparato 40 milioni, se l'è preso a 40 milioni. Monaco 40 milioni a scorsato. Quindi pensa se avesse segnato Balotelli, il centravanti di riferimento nazionale vincente. Tu pensa se Balotelli segna con la Costa Rica, certo. Noi ci qualifichiamo, troviamo la Grecia che ho visto ieri. Sì. Che la Grecia, io voglio bene mia fazza, mia razza, però però questa nazionale come siamo usciti anche con la Grecia, Non lo so, saremmo usciti con la Grecia, cioè questa nazionale se avessimo vinto giocando un calcio normale saremmo arrivati tranquillamente ai quarti dove avremmo trovato l'Olanda che ci faceva neri proprio. Anche se magari la beccavamo magari un po' stanchina, un po' stanco, sì, è vero, perché sai, 120, cioè di 95 minuti e poi la tensione nervosa che hanno avuto ieri. Che corrono come dei treni. Perché sono giovani in difesa. E poi sono senza De Jong, l'assenza di De Jong, se non recupera per i quarti si farà sentire, perché il gol già che ha subito da Dos Santos è stato causato perché non c'era De Jong non tirava mai. Vedi che stiamo ritornando sul discorso che si diceva prima, si fa male De Rossi, deve avere un De Jong, no? In quella posizione lì. Invece lui non ha pensato a portare una sorta di De Jong. C'era Aquilani, no? Ma dov'era? Ho capito, ma Aquilani non è un interditore. Lo so, io quando vedo giocare so che va sulle caviglie di chiunque. E allora penso che magari al posto di De Rossi anche metti Aquilani. Cioè, piuttosto che Parolo, magari io faccio giocare Aquilani. Parolo magari non è la sua posizione, perché Parolo è uno che è pronto a ripartire. Però questi dubbi qui, un allenatore, quello che dico, un allenatore, un CT, dice costruisco un progetto tattico, porto dei giocatori che nel caso in cui, perché ci sta che in un mese uno si infortuni, porto dei giocatori che lo possono sostituire determinate, però deve avere in mente un progetto tattico. Lui secondo me ha fatto la classica convocazione nazionale popolare, si è portato un po' di tutto, e come quando vai in vacanza e non sai che temperatura bene ci sarà, che clima troverai, e ti porti un po' di tutto. Lui ha fatto così e poi alla fine si è trovato in mano con le carte spaiate e ha detto: ma che cosa faccio? E ne ha appiccicate 2 o 3 che non... Io la vedo così, poi c'entravano poco. Sì, assolutamente. Va bene, Luca Bianchino, nostro tecnico alla regia, nostro lui regista, c'è sempre, al solito presente. Quindi a questo punto andiamo in pubblicità. Radio Milan Inter, colori diversi, stessa passione. Radio Milan Inter, www.milaninterradio.tv, il nostro sito internet, dove potrai trovare tutte le ultime notizie della tua squadra del cuore. Diretta @milaninterradio.tv. Se volete inviarci una mail con le vostre opinioni, le vostre domande, ma ci potete trovare anche su Facebook e su Wikipedia. Radio Milan Inter, abbiamo la vostra stessa passione. Niente. Cavolo! Hai sentito? Cosa? Come dei passi! Te l'avevo detto di mettere i ricambi originali! Ma sono cari! Giusto? Sbagliato.
Ricambi originali al miglior prezzo e garanzia sugli interventi. Meglio portarla in un'officina Opel. Info sulla mia Opel.it. Preparati per le vacanze, viaggia sicuro. Presentandoti a nome di Radio Milan Inter, per tutto il mese di giugno usufruisci dello sconto del 30% su dischi e pastiglie freno e del 25% sul kit distribuzione. Da Lambro Car, concessionaria Opel a Cologno Monzese, Sesto San Giovanni, Vimercate. Adagiato sulla splendida riviera dei Ciclopi si trova Ora Hotels Capomulini. Confortevole hotel 4 stelle, posizionato in una location strategica a pochi passi dal vulcano Etna e dalla meravigliosa baia di Taormina. Con le sue 102 camere con vista mare, 2 sale ristoranti, piscina semiolimpica con acqua di mare, bar interno ed esterno, sale congressuali, l'Ora Hotels Capomulini offre la possibilità di soggiornare in una location suggestiva, contornata dalla qualità dei servizi. www.orahotels.com. Se la scorsa stagione non vi eravamo ancora bastati, oggi c'è la radio piena, lo studio pieno, quest'anno in onda anche il giovedì. Sente che c'è dell'aria fresca in studio quest'oggi, non sapore di cane e voglia di liga. L'appuntamento con il calcio amatoriale Gala Sport è sempre su Radio Milan Inter. Allora, per prenotarsi al calciatore... No, non lo so, devi indovinare in diretta. In un nuovissimo doppio appuntamento. Perché questo poi sia le botte No, a si casa. va dai 40 in su. Che canale si vede la trasmissione? Il martedì dalle 16 alle 17 e il giovedì dalle 13 alle 14. Ti dico le cose che non sai. Radio Milan Inter. Colori diversi, stessa passione. Diversi, stessa passione.
Eccoci, mortificatore Tommy Lavizzari, riprendiamo. Siamo qua Fulvio, siamo qua. A che calcio che fa? Al processo della nazionale, terza parte. Quella per cui mi scatenerò. Ti scatenerai? Ma ti scateni quella contro i senatori. Contro i senatori, no? Perché sei abbastanza scatenato già con Prandelli. Poi Prandelli è incredibile che raccoglie, man mano che parliamo, altri capi di accusa. È una cosa incredibile, si sta allargando il ventaglio. Sei sempre d'accordo sul 25%? Sempre d'accordo. Sì, assolutamente. Va bene, lui è bravo, lui è buono, è bravo proprio di partenza. Noi invece siamo cattivi. No, ma perché non è che sono buono, è che secondo me lui è figlio di un sistema, certo, capito? Su quello sono d'accordo. Cioè, chi ha la maggiore responsabilità è Abete, ma con la A davanti però, Abete, cioè quello è quello che è veramente la persona che deve essere presa per mano, ringraziata di nulla perché ci ha fatto uscire da 2 mondiali direttamente e fatta uscire senza farlo rientrare. Ma non è che poi mi devono far venire non è che poi devono farmi venire Carraro a 107 anni, capito? Perché sono capaci. Comunque abbiamo hai mai visto un abete in Brasile? No, non ho mai visto un abete in Brasile. Allora, vediamo un attimo, questi temi qua li sviscereremo ancora nella prossima ora, nella seconda ora, quindi Abete avrà anche il suo angolino di riferimento. Però non so, ne abbiamo già parlato col mortificatore, ne parliamo anche con l'opinione pubblica, gli ascoltatori che ci stanno ascoltando, appunto, tutte quelle notizie e anche questi media che hanno pompato la logica di andare a sfrucugliare quelle notiziole lì sulla battigia, bevevano il cocktail con le mogli, le fidanzate, le amanti, ma Prandelli si è portato la sua dolce metà, eccetera. Tutte queste cose che dopo alla fine è abbastanza normale. Vorrei vedere il ritiro dell'Olanda, già l'Olanda degli anni 70 che portava le loro belle mogli, tutti dormivano insieme, che quindi che problema c'era? Questi andavano a vincere, erano 6-7 anni che vincevano, figurati, non sarà mica quello il problema. Poi sembra quasi che noi provinciali la donna sia questa situazione incredibile che possa destabilizzare. E più che altro invece l'unità di intenti, questa è la cosa più importante, avere quindi questa voglia di fare gruppo, no? Però tra neanche gruppo, perché guarda che allora io l'avevo scritto qualche giorno fa perché è una cosa di cui prima mi fa piacere che Tommy ne abbia letto e si trovi d'accordo. Cioè, io ho conosciuto personalmente, ho avuto opportunità di frequentare vari spogliatoi di squadre di Serie A, una tra l'altro vinse anche lo scudetto quell'anno. Cioè, non è che ci fosse unità nello spogliatoio, capito? Manco si sopportavano. Poi, il problema è che quando entravano in campo entravano tutti erano con lo grandi stesso giocatori, obiettivo, lo schema era ben mente. Preciso, non c'era tu mi stai simpatico, con te non esco a mangiare, non esisteva sta roba, esatto. In campo non esisteva. Sul si dice. Dopo fuori magari non si sentivano neanche cioè vacanze via un mese, magari non si faceva neanche una telefonata, non gliene fregava niente. Ma come nelle classi di qualsiasi scuola del mondo, cioè ci sono 25-30 alunni e non è che puoi andare d'accordo con tutti. E comunque c'è rispetto tra le persone. Però c'è rispetto tra le persone, esempio, c'è comunità di intenti. Scusami, a me viene in mente Samuel dell'Inter. A me sembra uno di quelli che proprio arriva lì con la borsa, si fa il suo bell'allementino, poi magari parlerà con quei 2 o 3, prende, va a casa la sua famiglia, cioè, e questo non fa vita assieme agli altri. Non è che non fa vita assieme agli altri. Se tu nello spogliatoio dell'Inter facevi qualcosa fuori da quelli che era quando arrivò soprattutto già con Mancini, ma quando arrivò soprattutto Mourinho, cioè se tu uscivi da quelli che erano i dettami, ti prendevano, come succedeva al Milan quando c'erano i Maldini, quando c'erano certo, c'è un discorso, Gattuso, sì. Ti prendevano nello spogliatoio, ti chiudevano in un bagno lì e ti pigliavano a calci finché non capivi quello che dovevi fare. Quando l'avevi capito, allora ritornavi a fare il giocatore. Però questo dopo è una ragionamento che possiamo attaccare anche al gruppo dei senatori, che quindi allora il gruppo quelli erano c'è vincenti, sempre, no? Ma quelli erano vincenti. Però anche loro potrebbero dire questo, no? Quindi chiaramente è un po' un discorso difficile. Però ritorniamo alle notizie bufale, le notizie che sono state create ad arte, vere o presunte, che quindi non fanno altro che creare questa sorta di gossip che fa tanto male al calcio. Però io purtroppo l'altro giorno ho portato la macchina a riparare, sono andato dall'elettrauto e il mio elettrauto, che è brasiliano, si chiama Zio Beu, che è in collegamento. Sentiamo un attimo, Zio Beu. Sai che mi piace la marmellata con un po' di cioccolato e gusto di cacao. Ma sì. Cacao. Cacao. Ma perché? Cacao.
dal gusto esagerato. Ma proprio esagerato. Pronto? Ma ciao zio Beu, come stai? Ciao Incredibile. amici, tutto bene? Tutto bene. Ciuccio bene lo dicevamo. Attenzione. Siamo in fascia protetta. Vabbè, quindi Era una pubblicità bellissima. all'Etrauto non possiamo dire dove sei, a Milano, comunque chiaramente il tuo lavoro sempre tra candele, iniettori, eccetera, eccetera. Senti, raccontami quello che tu mi... Passami la presao. Vabbè, mamma mia. Questo collaboravo è incredibile. Collaboravo. Incredibile. Senta, sai che è incredibile perché ci sono degli idiomi che si avvicinano molto al portoghese, no? Il genovese, il sardo, per esempio. È incredibile, no? Però tu, la tua provenienza è brasileira, è carioca. Senti, mi hai raccontato l'altro giorno un aneddoto, me lo vuoi ripetere, di tuo cugino? Mio cugino Rimbambino. Sì. Io stavo in spiaggia, una cosa incredibile. Sì, che appunto... Mentre Cesarigno faceva la discussione tecnica della partita con l'Uruguay. Sì, Cesarigno. Cesarigno, Prandeligno, sì. Tutto igno. Stava facendo la riunione e c'erano Perin e Candreva giocando in spiaggia con Paletta. Ah, Paletta e Secchiello. Paletta si lasciava prendere. Paletta, sì. Lo spettinao. È un po' dura, eh? È un po' dura. Incredibile, Ho capito. Un vergogna per l'Italia. A questo quindi tuo cugino Rimbambino che vende la papaya da asporto? Vende la papaya, veniva a Cassano, lì, dai la papaya, dai. Allora è vero tutto questo gossip, queste notizie. Ah, vedi Ma allora. Loro dicevano che in Italia mancava la passione. La passione. E loro prendevano il frutto della passione, bevi e poi ti arrao esagerato. Questo dopo la Costa Rica. Dopo con la Costa Rica. Sì, bevuto papaya, il frutto della passione, ma poi coliche. Tutti i giocatori. Diarrao. Una rovina. Rovinao proprio. Ho capito. Vabbè, insomma, questa è una chicca, è una cosa molto veloce. Insomma, perché poi con l'Uruguay non sono scesi in campo. L'Uruguay era un stecchino. E l'Uruguay, scusa? Erano stecchini, non correvano niente. L'abbiamo visto. È incredibile, ti faccio i complimenti. Sì. Il bambino gli ha detto prendi il limonao e loro no. Era stringente il limonao, esatto, hai ragione, perfetto. Sì. Oppure il lime, no? E quindi vabbè. Sì, incredibile. Senti, ti ringrazio perché questa notizia non è escluso che prima della fine del campionato mondiale ti ricontattiamo per avere altre notizie, magari hai qualche altro parente. È qua. Sì, è così magari tuo cugino ci racconta, ti racconta qualche altra chicca e poi ce la fai sapere. Dove vai in vacanza? Dove vai in vacanza quest'estate? Io a Costa Ricao. Costa Ricao. Chiaro. Secondo me vai in Costa Rey. In Sardegna. Bravissimo, indovinato. Hai capito, eh? Vabbè, per questa voce qua mi sembra un po' strana. Comunque va bene, è il mio elettrauto, giuro, è il mio elettrauto. Ah, va bene. Giurao, certo. Va bene, zio Beo, grazie per questa informazione, questa chicca. A tutti, viva la papaya! Viva la papaya! Sempre viva la papaya! Forza Brasile! Va bene, ciao. Però è un infle brasiliano un po' sardo, Sì, vabbè. Sapremo chissà. Va bene, ritorniamo a bomba sui nuovi imputati della terza mezz'ora, che sono chiaramente c'è anche una telefonata? Sì, ecco, gli imputati che sono il gruppo storico dei senatori che quindi giustamente dal loro punto di vista scaricano le responsabilità nei confronti di Balotelli e se ne lavano le mani. Tommy, dai. Vai. Vado io? Vabbè, inutile dire che è la cosa peggiore che possa esistere per un gruppo che uno dei capi, dei senatori del gruppo, scarichi completamente, soprattutto subito dopo la partita, un proprio compagno di squadra, creando poi una serie di reazioni a catena che hanno comunque appunto appesantito ulteriormente il ruolo del povero Balotelli. Mi viene da dire povero. Sì, perché guarda, effettivamente nonostante povero, si tirino, da questo punto di vista lui hai ragione. già ci pensa da solo a tirarsi la zappa sui piedi, per cui il fatto che ci siano queste voci ha semplicemente erano oltretutto veramente ingiuste da parte di Buffon, che mi sembra, come ha detto Cassano, che nell'unica partita che abbiamo vinto non fosse neanche in campo oltretutto.
Detto ciò, mi sembra che Chiellini, Buffon, Pirlo, chi altro, Bonucci, Barzagli, adesso forse mi sfugge qualche, De Rossi, non abbiano fatto chissà che cosa durante questo mondiale, ma soprattutto che nel corso della loro carriera non siano stati veramente gli unici trascinatori, perché mi ricordo, ripeto nuovamente, che nel 2006 senza Marcello Lippi e senza qualche altro personaggio di forte carisma difficilmente andavamo molto lontano grazie a loro, anche perché il signor De Rossi fino a prova contraria la seconda partita si è fatto espellere, ha saltato 4 partite per una gomitatina. Ce ne sono delle altre cose, poi ce ne sono. Sentiamo Gabriele riguardo a questo. Anche perché sul 2006, a prescindere dalla grande personalità di Lippi, successero tutta una serie di avvenimenti, l'infortunio di Nesta che fece entrare Materazzi, che poi fu quello che segnò nella finale, che fece espellere Zidane, che fece un mondiale mostruoso. Ma se non si fosse fatto male Nesta magari non saremmo arrivati in fondo. Certo, anche lì è il destino. Cioè, successero trovò Grosso in spolvero, che fece l'unico mese della sua carriera. Noi la scelta li ha motivati come Berzot, capito? Esatto, noi in quella occasione siamo stati convinti della prestazione di Grosso e abbiamo acquistato Grosso per un anno, che è stata una cosa. Poi noi l'abbiamo scaricato e la Juve pensava di aver trovata quelle qua che questa adesso è stata una soddisfazione. E giocò peggio ancora che non con l'Inter. Due cose, una colpo grosso fece. Colpo grosso, bravo. Due cose velocissimamente, me le segno perché dopo io alla fine mi dimentico. Quindi De Rossi, che parla tanto, nel 2010 ha fatto un campionato scandaloso. Vi ricordate che non ne prendeva una gol e gli passavano un po' perché giocava molto più arretrato, mi ricordo, anche quasi il difensore centrale. È stata una cosa terribile, ma nessuno ha detto guarda, è stato veramente indecente, nessuno ha detto è colpa tua, era palese, tutti zitti e basta. C'è già una spiegazione riguardo a questo. Lo stesso Marchisio, l'espulsione dell'ultima partita, non ci dimentichiamo il fallo della prima giornata contro di Chiellini, che sarebbe stato rigore d'espulsione. Bonucci contro l'Uruguay dopo 6 minuti sarebbe stato rigore d'espulsione, per cui attaccarsi all'arbitro deve prendersi attaccato all'arbitro nell'ultima partita. Ecco, siccome noi raccogliamo dei capi di imputazione a poco sempre nei confronti di Prandelli, l'altra cosa era quella che forse ne avevamo già anche un po' parlato, ma nel 2010 Lippi porta 6 giocatori d'attacco, ricordiamoceli, Del Piero, poi Totti giocava a centrocampo, poi ha giocato di meno Totti indubbiamente, poi c'era Giaquinta, quindi un cavallone che andava negli spazi, Inzaghi che è uno chirurgico, quindi come giocatore, Toni la torre e poi un Gilardino che è un mix che fa tirare su la squadra. Quindi vi rendete conto che ventaglio di giocatori aveva portato? No, sicuramente, ma sul 2010 io adesso non so cosa sia successo lì, erano veramente scoppiati probabilmente. Però tu hai citato Gilardino, io so che ai tifosi del Milan non è molto, invece è molto indigesto, ma Gilardino è uno che sa fare l'uomo d'area di rigore. Cioè, sono quei giocatori, mi ricordo Ramon Diaz, hai capito? Se tu gli dai mezzo metro negli ultimi 15, ti castigano. Noi non abbiamo quel giocatore lì, perché è vero che Immobile e Cerci hanno fatto benissimo col Torino, ma giocavano in contropiede tutto l'anno. Certo, ma è per questo che ti dico che aveva bisogno di una punta centrale, no? Anche Gilardino andava bene, no? Quindi... Sì, anche perché Immobile lo paragonerei più a Iaquinta come tipo di giocatore, cioè uno che va nei tagli, che è un cavallone, si inserisce in diagonale, uno che fa un sacco di lavoro, si sobbarca un sacco poi si completa molto bene con Cerci, perché da solo, perché uno viene da destra, uno viene da sinistra, no? Però quando lui l'ha messo l'ultima partita, oggettivamente non essendoci comunque spazi, perché poi non ce n'erano, Immobile era messo lì, ma siccome non è uno di 1,90, sui palloni alti di testa non ne prende una. Ha messo Cassano che è molto alto. Io trovo che se l'unica certezza che è riuscito ad avere a trasmettere l'allenatore ai suoi giocatori è l'ultima partita, quella decisiva, la giochiamo col blocco Juve, progetto tecnico era fallito ancora prima di partire per il Brasile. Per questo che sto dicendo. Su questo dissento un attimo, perché la difesa migliore è quella della Roma, però è composta da Benatia, da vari giocatori. No, ma non metto in dubbio che il gruppo era giusto. Sì, però
tu sei il CT della nazionale, allora o parti subito a giocare con la difesa 3 o poi non è che nel momento esatto in cui sei in difficoltà dici per dare certezze, le certezze le devi costruire tu con la tua convinzione. Certo, specie in 3 partite. Esatto. In 3 partite le devi soprattutto durante l'anno di lavoro che hai fatto, perché tu sei pagato per lavorare tutto l'anno, non solo nel mese in Brasile. Puoi anche nascondere per far sì che le squadre avversarie capiscono fino a un certo punto. Io vi chiedo una cosa molto semplice. Siccome io sono non un fautore della difesa 3 e penso che la difesa 3 non porti da nessuna parte, è la storia del calcio che lo dice. Il Cile ieri, l'altro, giocando benissimo, difesa 3, è uscito ai rigori, tutto quello che volete, però è uscito. Adesso non so neanche chi è che stia difendendo a 3, forse l'Olanda, che ha rischiato di uscire pesantemente. Sì, però l'Olanda difende a 5. Esatto, sì, fondamentalmente sono molto più indietro. E io mi chiedo una cosa: se tu hai una difesa 3, giusto? Che è il discorso che facevo con l'Apo settimana scorsa, che in Europa non passa contro il Trabzonspor e contro i norvegesi, e tu la metti a fare il mondiale nella partita decisiva contro sì, qualche domanda te la Suarez e contro Cavani e non contro Pinco e Pallino, qualche domanda te la fai. Cioè, a quel punto, visto che De Rossi ne ha giocate di partite da centrale difensivo, visto che Chiellini è inguardabile dall'inizio del mondiale e quindi lo vedi che non è in forma, c'è stato un momento positivo. Non c'è stato mai. Sì. Barzagli si era fatto male e Bonucci, io so che tanti tifosi della Juve vorrebbero venderlo, per cui non dico niente se dico che poi gioca abbastanza bene la Juve, fa ripartire l'azione, però per carità di Dio. Per me è raccapricciante Bonucci come giocatore di calcio, poi ognuno la pensa come vuole. Questo io so per certo che un termine soft da parte di Tommaso per lui, però io so che tanti tifosi della Juventus non vedono l'ora che se ne vada, e allora io mi chiedo, ma scusa, tu hai una difesa, Paletta lo hai scartato dopo la prima partita perché te l'hanno massacrato. Che poi non è che poi avesse fatto sul gol e basta, che ha preso di contropiede tutti. Era impacciato col pallone, aveva paura, si vedeva. Ma metti la difesa qua, tu gioca con 4, metti De Rossi, lo metti a fianco di Barzagli, fai giocare Chiellini a sinistra, fai giocare Darmian a destra, non sta bene Chiellini, ma tieni fuori Chiellini, perché con Chiellini in campo tu ne hai uno in meno per come ha giocato. Tu ne hai uno in meno, ma non perché non è capace, ha giocato praticamente a 4, non perché non è capace. Guarda, io ti ripeto il concetto che ho ripetuto prima quando dicevano ma il codice etico, Chiellini per me è il centrale più forte che c'è in Italia, perché è forte fisicamente, corre, salta, anticipa, è cattivo, è il più forte che c'è per me, se sta bene. Ma questo Chiellini non è presentabile. No, non è, anche perché poi qua stiamo entrando nei capi di imputazione. Per me c'è Barzagli, l'unico marcatore che c'è in Italia centrale decente per me è Barzagli. È un giocatore di grande esperienza. Ma Barzagli, sa stare già benissimo. ricordo quando Barzagli giocava nel Palermo, un'intervista a Filippo Inzaghi che giocava all'epoca nel Milan negli anni d'oro, e disse: per me il centrale più forte che c'è in circolazione adesso è Barzagli, prima del mondiale l'unica cosa è che è sempre stato un po' lento, però è riuscito a sopperire con l'esperienza. Però marca. No, perché ha molta testa in portare fuori il giocatore, sa dove mettersi. Sentite, allora vi ho chiesto la percentuale riguardo a Balotelli di colpevolezza. È chiaro che poi qua stiamo facendo 80%, 90%, ma è evidente che l'unità non è il 1000%, quindi non è il 100%, però diciamo come colpevolezza, così in una forma diciamo astratta. No, io gli do il 2% come lo do a tutti i calciatori, cioè lui è colpevole come gli altri 22, cioè erano in 23 andati lì, anche chi non ha giocato uguale, tutti hanno la stessa percentuale. Ok, va bene, ci allineiamo su questa logica. Sottoscrivo. Invece la percentuale di questi senatori che esternano in una forma così grave, secondo noi, riescono a superare il 90% abbiamo dato per Prandelli oppure no? Nel senso che questi senatori hanno sicuramente costruito all'interno dello spogliatoio, cioè il senatore insieme all'allenatore sono coloro che devono necessariamente costruire un gruppo, perché non puoi pensare che sia un 23enne con già le sue turbe mentali che venga nell'Italia e costruisca o si comporti bene, cioè non puoi pensare che Cassano a 30 anni arrivi ad essere il leader dello spogliatoio della nazionale italiana. Questi che si lamentano, che cosa hanno fatto dalla loro parte? Mi verrebbe da chiedergli, e nessuno gliel'ha chiesto, cosa avete fatto voi per tenere unito questo gruppo? Perché se
la prima cosa che vi viene in mente appena usciti dallo spogliatoio è prendervela con i giovani, perché poi sono stati nominati i giovani, mi domando che cosa hanno fatto loro per aiutare questi giovani in quanto giovani a diventare ad essere maturi per affrontare un mondiale. Non mi sembrano dei personaggi quelli che hanno parlato che si possono permettere di dar lezione ad altri, perché è tanta gente che senza altri responsabili nelle loro rispettive squadre di club non so che fine avrebbero fatto nella loro carriera. Questa è la mia idea. Io, guarda, sulle percentuali ti dico quello che ti ho detto per Balotelli, cioè le colpe sono in ugual misura, io non ne faccio più ad una o più all'altro. Di sicuro non mi è piaciuta l'uscita di Buffon, soprattutto appena finita però la partita. io voglio dire questo. Tu devi stare zitto, se tu hai qualcosa da dire vai nello spogliatoio e dai uno schiaffo a allora vuol dire che come Balotelli, consapevolezza è al 90%. Cioè, su questa cosa qui su questa cosa qui io sto dicendo. È stata grave, ma è stata grave perché tu sei andato a dare delle colpe che poi Balotelli non si sia mosso, abbia fatto 700 metri o 800 metri nel primo tempo contro contro l'Uruguay, che vuol dire stare fermo in campo. Li faccio anch'io 700 metri se gioco, cioè vado da una parte alla ma non mi muovo. Questa è un'altra cosa. Era lì, no, dove ti dicevo all'inizio, speravo io di vedere il Balotelli che ho visto nel secondo tempo dell'Inghilterra, cioè il giocatore che tornava a centrocampo, il giocatore che prendeva palla, difendeva il pallone. Non l'ho più visto. Io non ho capito che cosa sia successo tra la partita giocata contro l'Inghilterra, tatticamente in maniera intelligente. Prandelli ha fatto un ottimo lavoro. Chiaro che, come scrivevo, detto col senno del poi, che l'Inghilterra era la Cenerentola del girone, probabilmente ci saremmo preoccupati di più del Costa Rica e dell'Uruguay. Sì, probabilmente questo, perché noi era te che l'avevo detto, che ti avevo detto abbiamo battuto la squadra meno forte, meno pronta di tutto il girone. Esattamente. Ecco. Quindi lì che cosa è successo da lì in avanti? Perché è lì che si sfalda qualche cosa, perché fino a lì, per quanto possiamo star qua a raccontarci già prima, già dopo, fino a lì l'Italia gioca una buona partita, discreta, senza essere, voglio dire, chissà chi, vince con l'Inghilterra. Da quel momento non so che cosa succede. Ecco, c'è anche un discorso, giustamente, un discorso italico in tutto ciò. L'ultima cosa, io non ho visto personalmente, dopo il gol che ha sbagliato Balotelli 2 col Costa Rica, non ho più visto i centrocampisti dargli un pallone che sia un po' perché ci siamo compressi in avanti e quindi abbiamo saturato gli spazi. Non li ho visto dare un pallone, o lui non si muoveva. Nel discorso c'è però una frase di Balotelli che si avvicina a Prandelli durante la partita con l'Uruguay e nel primo tempo dice: mister, non mi arrivano palloni, cosa devo fare? Che è stata citata in telecronaca. Questo è vero, però io credo che subentri in questo la situazione negativa del modo di pensare italiano, ovvero sia il calcolo sparagnino. Cioè, in questa partita era importante non perdere, noi andiamo a perdere con la Costa Rica, che bastava il pareggio, no? E che quindi a noi interessava pareggiare. Perso, poi dovevamo comunque avevamo due risultati, cioè saremmo usciti uguali. Ho capito, però vabbè, tendenzialmente l'idea era quella, visto che non hai la forza, la voglia, è cambiato qualcosa da una partita all'altra, magari hai sentito il caldo, ho sentito tutto quello che vuoi, perché Tiago Motta disse anche il caldo, no? Ma probabilmente era un insieme di concause. Era proprio il modo di giocare, perché il primo tempo, giocando a corti, facendoli attaccare, noi abbiamo avuto le due occasioni con Balotelli. Il calcio non si inventa niente. Secondo tempo noi dobbiamo attaccare per pareggiare, saturiamo gli spazi e siamo stati anche bravi a non prendere il secondo gol. Poi l'ultima partita dice l'importante è non perdere, devi prendere il secondo gol, così eri obbligato a giocare per vincere. E invece il modo italico sparagnino di andare all'ultima partita e pensare di avere 2 risultati su 3, dopo succede, è troppo precaria la situazione che ti basta l'espulsione vera o non vera di Marchisio, o poteva essere anche Balotelli andare fuori. Hai distrutto la partita. L'espulsione è sacrosanta, la fai davanti all'arbitro e lì ti viene un attimo cioè ti si chiude il cervello per un secondo, perché non puoi fare una roba del genere davanti all'arbitro a 1 metro. Però quello che volevo dirti per chiudere il discorso sui senatori è: ok, ma tu, generalizzato, questo gruppo di calciatori, al di là di questo biennio favoloso con Prandelli degli europei e della Confederation, e al di là di vincere il campionato italiano, che, ma lo dicono i dati di fatto, cioè adesso non è che stiamo facendo delle illazioni,
La Serie A è un campionato ridicolo, invendibile all'estero, se mi parli di appeal, sono d'accordo, perché non hai, se tu esci da quel girone lì, vuol dire che il tuo movimento calcistico è squallido, dopo il 2010 idem, esatto. Sono già 2 campionati del mondo. È penoso. Allora, io mi chiedo come tu ti puoi permettere dall'alto di aver fatto 8 anni di nulla, se non di vincere 2 campionatucoli, perché questo hai vinto, ma come ti permetti di prendertela con un tuo compagno? Non lo fare. Tu vai nello spogliatoio, vai nello spogliatoio e poi lo prendi a schiaffi negli spogliatoi. Sono le solite cose che sono successe normalmente in quegli spogliatoi focosi, oltretutto se l'è presa no? con quel suo compagno che l'ha portata in finale all'Europeo. Sì, appunto, 2 anni fa Balotelli ti ha portato in finale all'Europeo. Per cui è un giovane Balotelli, si può considerare un giovane. No. Allora bisogna mettersi d'accordo, perché se è giovane allora è giovane in tutti i sensi, se non è giovane allora non è giovane in tutti i sensi. Ha sbagliato una partita, ha sbagliato 2 partite, capita a chiunque nella storia nella propria vita di sbagliare, appunto, per tensione, per quello che vuoi. Quindi qua siamo quasi arrivati non al 90 ma anche qualcosa di più, 90% di colpevolezza di questo gruppo che esterna in modo così non negativo. Devi esternare, perché oggettivamente se poi vai a ben vedere, almeno per quello che mi riguarda, io magari guardo tanto i portieri perché mi piace il ruolo e quindi mi piace guardarli. Cioè, Buffon sul gol del Costa Rica è colpa sua tutta la vita. Sul gol dell'Uruguay ha un tempo di reazione che un Bradipo in confronto ne ha di più. Però io credo che quello che dice Buffon è giusto. Attenzione, cioè all'interno di uno spogliatoio. Il discorso che fa Buffon, il discorso mediatico. Non è un discorso sbagliato, ma lo dici ai tuoi compagni nello spogliatoio, non vai a raccontarlo a tutti. Ok, allora il contributo musicale lo mettiamo dopo, giusto? Sì, per forza, Luca. Colori diversi, stessa passione. Pronto, stiamo rientrando qua, c'è Perry Mason che non parte. Come mai mannaggia, non lo so. Vabbè, eccolo qua, sta partendo a poco, eccolo qua. Risentiamolo quando i file partono, clicchi, non clicchi, insomma, vai, cosa vuoi fare? Però l'abbiamo sentito tante di quelle volte in questa trasmissione e questa è l'ultima volta che ci sentiamo Perry Mason. Ne vedi i titoli: Raymond Barr, starring in Sì, che poi c'era lei che non mi ricordo il nome e c'era lui che invece aveva i capelli bianchi, era il suo socio avvocato, no? Poi è arrivato il figlio dopo, quando Perry Mason era vecchio. Va bene, allora adesso vi chiedo proprio velocissimamente, quindi facciamo il giro, no, di dare delle votazioni in senso negativo, perché dopo ci sarà anche il verdetto velocissimamente, no? Quindi diamo delle votazioni di quella percentuale, diciamo, di colpevolezza a il gruppo, l'abbiamo detto, il gruppo dei senatori, quindi diciamo che è 90%. Dal quel punto di vista, senatori, dal punto di vista ma 1000%. Quindi qua siamo stati. È una cosa che non va mai fatta. Quindi noi portiamo come avvocati, chiaramente, d'accusa, pubblici ministeri, questo percentuale. Sì, poi, no, quello è una cosa che non si fa. Non si fa davanti alla televisione, non si fa davanti al mondo. Non sei il Ras della Fossa, cioè quello è Diego Abbatantuono quando fa eccezionale veramente. Ecco. Se devi scendere a quel livello lì, statene a casa. Ecco, adesso invece ti dico Abete, che sei quello. Adesso discutiamo, siccome abbiamo mezz'oretta, abbiamo da mandare dei contributi musicali, discutiamo abbastanza brevemente con delle pillole. Allora, in un contesto generico, Abete io non lo giudico per il 2014, Abete lo giudico da quando lui arriva. Due esclusioni al primo turno ai mondiali parlano per lui. Punto, a casa. E io te ne aggiungo a un'altra. Casa, via. Vai, senza neanche passare dal via, senza farti rivedere nell'ambiente del calcio. Sono d'accordo e aggiungo anche che Abete che si dimette dopo Natal è sbagliato, perché doveva aspettare almeno l'Epifania. Questo aggiungerei questo, ma per il resto comunque sono d'accordissimo con lui. Allora, in questo periodo la cosa peggiore che è venuta fuori, che fosse anche un, come si dice, prodromo, come si dice, prodromo, della debacle del 2010 e del 2014 è il fatto che lui, una volta che nel 2006 vince i campionati del mondo come capo spedizione, non è lui presidente, non è ancora lui presidente, comunque viene messo Donadoni
con un progetto di trasformazione dei giocatori, e se ricordate quella nazionale lì non giocava male, era una buona Giocava nazionale. molto bene e io sono ancora dell'idea che andava tenuto Roberto Donadoni. Quindi io dico che questo a livello politico è la cosa che fa cadere, perché dopo, scusate, lui richiamano, non so per quale motivo debba essere richiamato un selezionatore che, per quanto abbia vinto nel 2006 la Coppa del Mondo, deve essere richiamato, e quello che sta facendo il lavoro sul campo di selezione, poi aveva messo già da qualche giovane e aveva mixato molto bene il gruppo. Io mi ricordo che Barzagli già incominciava non più a giocare, e invece è stato ripreso Barzagli adesso. Cassano lo utilizzava nel modo giusto, prendeva Ambrosini perché era un giocatore che serviva per quel modo di giocare, quindi aveva le idee molto chiare. Sai, Lippi era uno che, se doveva dirti le cose in faccia nello spogliatoio, perché io non ho mai sentito Lippi, con tutta la non simpatia che posso avere per lui, andare in conferenza stampa e dire è colpa di quello lì. No, le cose mai. si dicono così. Lo fa Mazzarri, però. Lo fa Mazzarri, ma questo ti sottolinea il fatto del provincialismo dell'allenatore. Però quello che volevo dire è che quindi è arrivato a un certo punto il discorso di Abete nella colpevolezza del 2010 esiste, e come già 4 anni fa. Certo. Perché se devi richiamare Lippi per dopo fare quella figura, ritornare, Lippi giustamente ha ripreso i giocatori suoi del suo periodo con qualche inserimento, no? C'era Pepe, Donadoni viene cacciato perché pareggia e perde ai rigori nell'europeo, sì, giusto? quindi, Contro la Spagna. Contro la Spagna che doveva vincere, no? Quindi, e contro che Spagna? E contro quella Spagna lì. Quindi questa è una cosa direi negativa. E poi il fatto ma hai ragione, non è solo negativa, è proprio, come hai detto tu, la causa scatenante di tutti questi disastri. Il gruppo si sarebbe plasmato. E poi Prandelli non è un cattivo allenatore, non è attenzione, non è un allenatore sbagliato, ha fatto bene, come diceva lui prima, un europeo, ha fatto bene quelle competizioni che ti danno meno pressione rispetto ad un mondiale, questo senza ombra di dubbio, perché non lo trovo un uomo di grande carisma, di grande personalità. Però sicuramente togliere il progetto di mano a Donadoni per rimettere Lippi ha fatto perdere quei 4 anni che ti fanno saltare una generazione della squadra. Abete ha un'altra, secondo me, caduta di stile quando lui si dimette appunto per spostare l'attenzione, quindi c'è stata proprio una cosa scientifica, Prandelli, Abete e i senatori che spostano l'attenzione poi su Balotelli, e Abete che dice mi dimetto, sì, sono arrivato alla fine, però l'avevo già un po' ventilata questa cosa, dice prenderò un incarico politico sportivo. E tutta Italia in quel momento lì davanti che cosa può aver detto? Ma chi se ne frega? Perché sinceramente sei appena uscito dal mondiale, questo ti dice prendo l'incarico. Non avevano tensione. Per me, secondo me, l'idea che mi sono fatto io è che loro hanno pensato solo ed esclusivamente a battere l'Inghilterra, cioè il vero avversario di quel girone era l'Inghilterra. Allora, hanno detto battuta l'Inghilterra, giusto, passiamo. Basta, a casa. Il nostro obiettivo già dichiarato era i quarti di finale, raggiungibilissimi, nel senso che assolutamente. Passato il girone c'avevi delle squadrette da battere per cui li potevi passare, per cui loro si erano già fatti il quadretto. Non posso pensare che Prandelli e un dirigente della federazione, il presidente della federazione italiana gioco calcio, si presentino dopo la seconda eliminazione al girone, che non penso, non so quante volte sia successo a una nazionale come l'Italia. No? Mai. Una questa? Una volta 62-66. Usciamo al primo turno. C'hai ragione, col Cile nel 62. A Cile nel 62 e in Inghilterra nel 66. Tra tutte e due le partite, tra il Cile, che è stata una partita, hanno espulso 3 giocatori. E invece sul mondiale in Inghilterra c'è la storia di Pardo che è bellissima. Va bene, velocissimamente andiamo sugli altri uomini, perché dopo abbiamo da mandare una canzone. Allora, velocissimamente, Chiellini quanta responsabilità ha? No, come Balotelli. Come tutti gli altri. Non ce n'è uno di più, cioè lì la colpa è di tutti, perché tu quando vai in campo io posso giocare meglio, l'altro può giocare peggio. Hai ragione, si è presentato male, anche per me è un ottimo stopper, però vederlo nell'ultima partita 3 volte allora, a terra, lì devi andare a vedere chi ha fatto la preparazione, cioè il medico della nazionale che fa la pubblicità televisiva e radiofonica dell'acqua, no? Quel signore lì è quello che li ha preparati. Allora, se io devo bere l'acqua di quello lì per come li ha preparati, evito. Cioè, come li hai portati lì? Questi non ha fatto la gabbia dentro quell'ambiente tutto ha fatto la sauna, 40 gradi. Hanno fatto tutte queste cose qui, no? Allora, tutte queste cose qui a che cosa sono servite? Agronomo, tu hai detto l'agronomo. Anche l'agronomo c'era l'agronomo. A cosa serve l'agronomo?
probabilmente l'altezza dell'erba, sì, esatto, che va a controllare il campo, perché i giocatori non riescono a toccare il campo da soli con le loro manine. Capito? Allora, c'è tutto quanto un ambaradan, perché dare la colpa a Prandelli mi può anche stare bene, però chi li ha portati lì in quello stato deve essere fatto fuori uguale. Ecco, un'altra cosa, scusami, invece i giornalisti sportivi al seguito che dopo hanno spostato l'attenzione. No, non è vero. Guarda, io ho visto l'altro giorno, per esempio, un titolo molto pesante del Corriere dello Sport con "è colpa vostra", c'erano le facce di vari. Sì, tanta gente ha criticato, sono d'accordo con te, che invece è forse il primo titolo di un giornale che ho visto mirato a delle persone che in effetti poi hanno preso 4-5 presidenti, dirigenti, c'era Galliani. Quello, come dicevamo prima, il problema parte da lì. Parte da dei dirigenti che non sono stati capaci di rinnovarsi e di cambiare il modo di fare. Ecco, allora, in attesa che chiaramente tutta la corte e i giudici si ritirino per emettere il verdetto, abbiamo questa canzone che chiaramente è l'invito da parte dei nostri avvocati qui presenti nei confronti di questa spedizione così disastrosa del suo allenatore, del suo presidente, degli stessi artefici in campo e dei giocatori che sono andati oltre le righe. Sentiamo un attimo se questa è, diciamo, la sentenza che desideriamo. In prigione, proprio tu in prigione, e che serve una lezione. Tu che hai rispettato. Caro mortificatore, questo è quel famoso album Burattini senza fili, fantastico, 1978, ci siamo risentiti prima, chiaramente. Fantastico. E come ti dicevo, lo vidi alla Villa Litta, lui da solo davanti a un pubblico di 2000 persone, lui e la sua chitarra con armonica a bocca. 2 ore di concerto fantastico. Erano i cantautori. Erano i veri cantautori. Questo qui, con questo album qua, è di un'ironia talmente pungente, cioè ha massacrato tutti, chiunque, con una serenità, con la metafora della grande metafora delle favole, Pinocchio, l'isola che non c'è, Peter Pan, tutto. Bene, vediamo un attimo invece gli SMS, vediamo che devo inforcare. Devi inforcarti i tuoi occhialetti? I miei occhialetti, vediamo un attimo, è un po' difficile. Vediamo un attimo, allora è arrivato Ghiro Ghirosi, il nostro amico. Ciao. Un saluto all'amico Tommy, anche se per colpa sua giovedì mi sono dovuto sorbire Radio. E Tommy, è colpa tua. Non è colpa mia se non c'era il collegamento. Poi, ciao mortificatore, mi spiace ma su Totti non siamo d'accordo, ha voluto dare l'addio alla nazionale per la Roma, bene, a mai più, arrivederci. Sì, lo so che ha voluto dare l'addio, però il mio modo di dire prima era un po' una provocazione, nel senso, se io mi devo portare uno per giocare un quarto d'ora o 20 minuti, magari non mi porto Cassano, cioè piuttosto mi porto Totti, ma detto come, a parte il fatto che secondo me Totti è più forte di Cassano, ma questa è un'opinione personale, pur amando alla follia Cassano, io, come molti altri interisti e come invece purtroppo la maggior parte della popolazione italiana non lo sopporta. Su questo poi aggiungerei anche un aspetto, cioè che senso ha avuto chiamare El Shaarawy a fare i test quando ha recuperato dall'infortunio, e lo stesso atteggiamento poi di Giuseppe Rossi per poi dopo tornare indietro da quella logica. Fregarsene, non prenderlo neanche in considerazione. No, ma infatti questi sono degli errori che sono stati fatti gravi, queste sono delle colpe. Ma lì quanto conta Prandelli e quanto conta lo staff di medici, l'agronomo e il nuovo testimonial dell'acqua? Cioè quanto vale questa? Perché Prandelli ovviamente fa le convocazioni, ok, ma se io ho il medico che mi dice guarda che quello lì non lo devi portare perché non sta bene, e io non lo porto. Punto e basta, senza fare le cose. Sai, l'allenatore di personalità come può essere un Mourinho della situazione, lo dico da milanista,
cioè guarda il medico, gli dà una pacca e dice io ho deciso che quello lo porto, poi decido io. Tu stai parlando di Mourinho, Ancelotti, cioè di gente che di Prandelli. Ragazzi, se alleni la nazionale italiana con tutte le pressioni che c'è a un mondiale, ma perché loro sanno gestire la pressione, anzi a riconvertirla come fonte, diciamo, e spunto per ragazzi, se riescono ad avere gli attributi quindi... allenatori del Messico, del Costa Rica e di altre nazionali, ce le deve avere anche quello dell'Italia, indipendentemente dalla caratura e dallo stipendio che porti a casa. Lasciatemi leggere gli ultimi tre. Allora, bisogna rinnovarsi e ricominciare fuori Buffon e Pirlo, e su Chiellini non sono d'accordo, se gli togliete l'uso di braccia e gomiti è uno scarsone. Silvio da Varese, sono velocissimamente perché forse abbiamo anche una telefonata. Abbiamo Zeneo, non so, e pensare che Bellani lo voleva per il dopo Allegri, non so a chi si riferisca, a Prandelli. Il centrocampo era quello del mondiale in Sudafrica, giustamente. Poi quest'altro, vediamo se si riesce per convocazioni sbagliate, portando solo 2 attaccanti e giocando con Chiellini attaccante. L'ultima parte. Ciao Tommy, da parte di Super Luca. Va bene, abbiamo una telefonata? Non so, pronto? Pronto, buonasera signori. Buonasera signore. Buonasera. Signore, come si chiama? Donacqui. Signore Donacqui, modestamente. E noi lo fumo, di nome? Lucio. Ciao Lucio. Ciao Gabriele. Ciao Lucio. Non mi fa parlare in trasmissione. Siamo in chiusura, purtroppo. Avevi chiamato prima? Sì. Mi dispiace che siamo proprio in chiusura. Ma una sventura di lavorare, quindi non potevo stare. Allora, ovviamente. Dai, abbiamo 5 minuti. Colpevolezza. Dici. Allora, io ho perso un po' un'oretta della vostra trasmissione, però ho seguito la parte iniziale. Complimenti, grazie. Sulle colpe da attribuire un po' a quella che è stata la delusione della nostra nazionale, ormai l'argomento è quello. Cioè? Io come Gabriele do un 25% di colpa a Prandelli. Quindi allora colpa di chi è? 25 ai giocatori, ma non per una questione di demeriti, perché la qualità è quella, proprio per una questione di impegno. Sì? E l'altro 50 alla FIGC. Vabbè, quindi ci sta. Diciamo che secondo me è diciamo che quella che realmente pesa nelle scelte di un allenatore. E io guarda, ho dei dubbi e dei sospetti, considerando che una certa Fiat, Bassetti, Iveco finanziano per 12 milioni in 4 anni la FIGC come sponsor, dando anche auto e vari altri benefit. Sappiamo che c'è sempre stato un bel cordone tra queste varie situazioni, lo sappiamo benissimo, però è anche vero che effettivamente una debacle di questo tipo passa sostanzialmente, e qua si alza diciamo proprio la percentuale di colpevolezza proprio da parte della federazione, l'abbiamo proprio sviscerato adesso. Però quello che voglio dire è vero, no? Quello che dici tu, Lucio, è vero, però la Fiat, l'Iveco, Pinco Pallino di turno che mettono un sacco di soldi, la Bassetti di turno mettono un sacco di soldi, che ritorno hanno di una nazionale perdente come questa qua? Cioè non ce l'hanno. Sì, siamo d'accordo, però è interesse. Il giocatore che gioca un mondiale penso che abbia, e comunque un nazionale penso che abbia una valutazione differente. Sì, però non credo che la rosa della nazionale italiana gestita meglio non potesse fare dei risultati al pari di Messico piuttosto che della Costa Rica. Cioè la rosa della Costa Rica non è più scarsa, non è più forte dell'Italia. Cioè. Ma sai, quando entrano in ballo interessi economici più che di risultati sul campo, i discorsi si lasciano poi a desiderare. Io non posso pensare che Prandelli sia stato così scellerato nelle scelte, anche nelle ultime di lasciare a casa Rossi, tutto di quello di cui abbiamo parlato, scusate. Scusami, allora questo il discorso è che siamo 60 milioni di italiani, 50 la pensiamo allo stesso modo, Prandelli l'unico che non si rendeva conto di aver portato. Però secondo me uno non si dimette contemporaneamente al presidente della FIGC se pensa di non avere delle colpe nella scelta dei calciatori. Cioè comunque questi calciatori che ha portato erano dei buoni calciatori. In un ambiente dove non ha le mani legate, piuttosto che fare. Ma questi erano comunque i giocatori che ha portati, comunque sono buoni giocatori. Adesso non è che questo il gruppo è questo. Non c'è di meglio.
Quello che voglio dire io, dopo non c'è di meglio. la grossa delusione in Africa, quando, ripeto, si è detto ricostruiamo. Ora, la Germania ha preso dei giovani sconosciuti che poi sono diventati giocatori e calciatori, non ha vinto nulla finora, adesso a parte cose europeo, non mi ricordo cosa ha vinto ultimamente. Non ha vinto niente. Arriva in fondo, è sempre lì. Però ha un gruppo, ha creato un gruppo. Beh, un gruppo di 8 anni. Di giovani. E adesso hanno 23-24. Che in Italia dai settori giovanili o comunque di giovani non c'era la disponibilità o la possibilità di portare e di creare una nuova squadra, una nuova sicuramente c'era 11 giocatori, inserendo e mantenendo comunque i vecchi. Sicuramente c'era, Lucio, però io se guardo i nomi se io guardo i nomi che ha portato Prandelli, non posso pensare, cioè io posso magari discutere perché hai messo Paletta e non hai messo Ranocchia, lo posso dire io magari che sono interista, magari uno del Parma mi dice perché è più forte Paletta, ma possiamo tutti essere d'accordo sul fatto che era evidente che mancasse una prima punta, cioè un uomo d'area di rigore, ma gli altri sono quello che passa il convento. Sì, questo è più o meno il gruppo che c'è. Però... il problema è che quando siamo andati lì, dopo la prima partita, noi non siamo esistiti. Se gli altri sono quello che passa il convento, Gabriele. A questo punto, scusa, c'è un discorso di voglio costruire un blocco di giovani. Ormai siamo in ritardo, hai ragione. No, ma tu hai ragione perché hai centrato il tuo 50% sulla federazione ed ci hai sentito prima. Abbiamo fatto partire la colpevolezza della federazione 8 anni fa, quando appunto è stato richiamato Lippi al posto di Donadoni. Se noi all'epoca avessimo iniziato con il gruppo 6 anni, perché poi 6 anni dopo gli europei è stato cacciato. Quindi, per dire, c'è stata una certa logica dopo il mondiale del 2006 che è stata disattesa negli anni, quindi è lì che parte. Quindi la federazione indubbiamente sul 50% ha ragione. E una cosa interessante è il fatto che effettivamente la gallina che parla per primo, che è Buffon, è il gruppo degli Juventini. Hai ragione da quel punto di vista, perché loro fanno vedere che loro si salvano la ghirba, quindi su questo siamo perfettamente d'accordo. Una bella figura in Africa. Va bene, senti, dobbiamo andare, Lucio, che siamo in chiusura. Grazie mille, perché tra un po' c'è il verdetto, stai in linea. Ciao. Va bene, allora. Ciao Lucio. Grazie. Ciao Lucio. Grazie. Quanto manca, Luca? Manca pochissimo. Velocissimo, manca pochissimo. 4 minuti. 4 minuti, vabbè, dai. Allora a quel punto lì avevamo una canzone che era tipo Perdono di Tiziano, però quindi i nostri imputati cercano perdono, no? In questa situazione qua. Certo. Ci sarebbe il signor giudice di Vecchioni, però il signor giudice le stelle sono chiare. Magari le stelle sono chiare. Vabbè, allora entra la corte, ecco. Giusto? Entra la corte e il verdetto della corte va effettivamente con questa canzone, che adesso spero che parta, eccola qua, perché finisce sempre così in Italia, no? A taralluce e vino. A taralluce e vino. Amara, come verdetto è un po' amaro, perché effettivamente noi poi alla fine forse siamo anche bravi a sdrammatizzare, no? Perché pensa se fossero usciti ieri i brasiliani, no? Si ammazzavano in 250 milioni. Si ammazzavano in 250, quindi ha ragione il moltiplicatore, anche se forse quest'anno sono un po' più quest'anno non un po' sono più responsabili, non sono sicuri di vincere perché hanno visto la squadraccia che hanno. Ascolta, però è la verità, è una squadraccia il Brasile. Però quello che mi sentivo di dire prima di salutarci adesso è una cosa che mi ha dato parecchio fastidio, che questi qua siano andati in Brasile a fare le vacanze, il gruppo Vacanze Piemonte mi sta bene, che abbiano fatto veramente pena mi sta bene, che magari bisogna andare a prenderle a pomodori mi sta pure bene, però adesso facciano quello che vogliono, cioè io non posso vedermi il titolo di Balotelli va in giro con che cosa deve fare Balotelli, chi se ne frega, Prandelli va in vacanza, magari ha prenotato, che se ne vada, che vadano alla playa, vadano è uscita una dichiarazione di Barbara Berlusconi, leggevo, che dice che appunto bisogna cambiare completamente i vertici del calcio italiano, bisogna ringiovanire, si propone? No, lasciamela al Milan che fino adesso sta facendo bene. Sì, io sono pro Barbara tutta la vita.
Bene, nel frattempo